visto nelle scorse udienze come, a seguito dell'emanazione della cosiddetta legge Mancino Violante, si determini una forte reazione da parte di Cosa Nostra che indirizza, che si mobilita per appoggiare il Partito Socialista per dare una lezione alla Democrazia Cristiana come si venga a creare un clima di forte tensione tra Andreotti e Cosa Nostra e come quindi si verifichi l'incontro al vertice tra Riina e Andreotti. Cosa accade dopo? L'incontro al vertice tra Andreotti e Riina, subito dopo le elezioni del giugno 87, ripiana i dissapori che si erano verificati dopo l'inizio del maxi processo e pone le basi del rapporto futuro. Cosa Nostra dopo il 1987 torna a votare per i candidati della corrente andreottiana, sino alle elezioni regionali del giugno del 1991. Manifestazione inequivocabile della fiducia che i vertici dell'organizzazione ripongono sino a quella data, giugno 91, nell'impegno assunto da Andreotti per l'aggiustamento del maxi processo in Cassazione. Su quanto avvenne all'interno di Cosa Nostra negli anni successivi al 1987 sono state acquisite le dichiarazioni di numerosi collaboratori assolutamente convergenti, a volte anche nei particolari. In questo paragrafo esporrò la sintesi globale di queste dichiarazioni, rinviando poi al paragrafo successivo l'analisi delle singole dichiarazioni. Questa è la sintesi. All'interno dell'organizzazione gli uomini d'onore cantavano vittoria, per usare un'espressione che è stata utilizzata da Cangemi. Essi erano certi, sino all'estate del 1991, che la sentenza del maxi processo sarebbe stata annullata in Cassazione dal dottor Carnevale e che il dottor Falcone, artefice delle indagini del maxi, sarebbe stato completamente delegittimato. Sul punto Mutolo, Mannoia, Cucuzza, Cangemi e Messina. Mutolo, Mannoia, Cucuzza, Cangemi e Messina. Su Carnevale sarebbe intervenuto Andreotti, che aveva con lui un rapporto personale. Sul punto Mutolo, Messina, Cangemi e Costa. In particolare, ai capi a lui vicini, come Salvatore Cangemi, Riina usava dire con espressione colorita che Andreotti tirava al momento opportuno le redini a Carnevale, come si fa con un cavallo. L'espressione è che Carnevale sentiva la ritinata. Alcuni uomini d'onore sapevano inoltre che Carnevale era disponibile, Mutolo, Marchese, Cangemi, ed era legato ai Madonia di Caltanissetta, Mannoia e Messina. Sia ai Madonia di Caltanissetta sia al dottor Corleo, magistrato di Cassazione ormai in pensione, parente De Salvo e amico del boss Lo Iacono, sul punto Marino Mannoia. Nel corso degli anni erano state emanate alcune leggi antimafia, creando delle insofferenze. Ma i capi a volte rassicuravano dicendo che si trattava di leggi manifesto, dettate da esigenze politiche, vedi sul punto Mutolo. A volte ne attribuivano la responsabilità e l'iniziativa all'onorevole Martelli, ministro di Grazia e Giustizia, che, per usare un'espressione di Cucuzza, si era messo sotto le ali di Falcone, ritenuto anche da Lima il vero ispiratore delle nuove norme antimafia, vedi Sinacori e Sino. Ad Andreotti veniva attribuita la responsabilità di farsi scavalcare da Martelli, anche perché aveva interesse a fugare i sospetti che si riflettevano su di lui a causa del suo rapporto con Lima e di farsi un'apparente verginità antimafia per motivi di immagine. Sul punto Giovanni Brusca, Cucuzza, Cannella e Messina. Tuttavia, nel grado di appello del Maxi, molte condanne erano state attenuate e nel corso degli anni molti capi avevano ottenuto gli arresti domiciliari, il che mitigava le conseguenze delle nuove leggi, vedi Cucuzza.
Inoltre il presidente Carnevale annullava in continuazione mandati di cattura e sentenze, sicché appariva chiaro che occorreva pazientare perché la soluzione finale di tutti i problemi sarebbe passata attraverso l'annullamento della sentenza del maxi processo che avrebbe scardinato il cosiddetto teorema Buscetta e distrutto Falcone. Vedi, Mutolo, Mannoia e Messina. Inoltre era molto apprezzato l'impegno del governo per l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, che a parere di Cosa Nostra avrebbe reso molto difficile l'instaurazione di processi come quelli celebrati sotto la vigenza del vecchio codice di procedura penale. Vedi Mutolo e Cucuzza. Intorno all'anno 1989 si erano verificati tuttavia dei conflitti interni all'organizzazione, derivanti anche dal fatto che, a giudizio di una frangia di uomini d'onore, Riina e i capi a lui più vicini, tutti in stato di libertà, alcuni latitanti e altri non ancora colpiti da provvedimenti giudiziari, operavano una gestione personalistica della vicenda del maxi processo e in genere delle vicende processuali, non curanti di coloro che pativano il carcere e ai quali veniva detto che dovevano limitarsi a fare i carcerateggi e pazientare. Infatti, sin dall'inizio del maxi processo, l'interesse pressoché esclusivo di Riina e dei vertici corleonesi si era concentrato sulla demolizione del cosiddetto teorema Buscetta, cioè di quella costruzione probatoria che dimostrava la struttura unitaria e verticistica di Cosa Nostra e in forza della quale era stato possibile rinviare a giudizio i componenti della commissione ritenuti responsabili delle decisioni omicidiarie poi eseguite dalla struttura militare, di Mutolo, Mannoia, Marchese e Sinacori. Alcuni uomini d'onore si erano resi conto nel tempo che Riina e gli altri capi in realtà si preoccupavano solo per se stessi e si disinteressavano del destino dei semplici uomini d'onore che in fondo si erano limitati ad eseguire i loro ordini. Era quindi cresciuta una insofferenza verso Riina, sfociata nel progetto di eliminare il medesimo e alcuni capi a lui vicini, sopprimendoli e creando un nuovo ordine. Il progetto, guidato da Vincenzo Puccio, era fallito perché era giunto a conoscenza di Riina e degli altri. Il Puccio e gli uomini d'onore a lui vicini erano stati così tutti assassinati. Sul punto, vedi, Mannoia e anche brusco per quanto riguarda un aspetto di questa vicenda. In quegli anni il rapporto tra gli esponenti di vertice della corrente andreottiana e Cosa Nostra era rimasto solido. L'organizzazione aveva sostenuto i candidati andreottiani nelle elezioni politiche, votando per esempio in massa per l'onorevole Lima in occasione delle elezioni europee del 1989, vedi Sino. Lima e Cosa Nostra avevano gestito tramite Sino le tangenti degli appalti banditi dalla provincia di Palermo, feudo politico di Lima. Gli introiti delle tangenti, ammontanti nel tempo a circa 30 miliardi, venivano ripartiti nella seguente misura: il 2% alla corrente andreottiana e un altro 2% a Cosa Nostra. Il rapporto tra Lima e l'organizzazione mafiosa era così organico che questi aveva posto il suo veto quando Cosa Nostra aveva manifestato l'intenzione di revocare a Sino l'incarico che svolgeva nel settore degli appalti pubblici. Sul punto vedi Sino e Giovanni Brusca. Dopo la sentenza di appello del maxi processo si erano verificati momenti di tensione. Ignazio Salvo, al quale Riina aveva chiesto di attivarsi presso Andreotti, aveva comunicato che il dottor Carnevale era al centro del fuoco delle polemiche per i ripetuti annullamenti di sentenze in processi di mafia e che non poteva sovraesporsi presidendo il collegio per il maxi in quanto se avesse annullato la sentenza si sarebbe creato un caso nazionale. Salvatore Riina si era adirato ed aveva maturato la convinzione che Ignazio Salvo, il quale aveva avuto una condanna mite nel maxi, si curasse solo della propria personale posizione processuale. Sul punto vedi Giovanni Brusca. Quando era stato emanato il cosiddetto decreto legge Martelli, 1 marzo 1991, in forza del quale alcuni uomini d'onore erano stati ritradotti in carcere,
dopo che a seguito di una sentenza emessa dalla prima sezione della Cassazione, presieduto dal dottor Carnevale, avevano ottenuto la scarcerazione per decorrenza dei termini, si erano registrati malumori tra gli uomini d'onore. La responsabilità di quell'iniziativa, a quel tempo, veniva attribuita soprattutto all'onorevole Martelli, che si era alleato col dottor Falcone, da lui chiamato alla direzione degli affari penali del Ministero. Vedi sul punto Sinacori, Giovanni Brusca, La Barbera, Siino e anche Cucuzza. Ad Andreotti veniva addebitato di subire l'iniziativa di Martelli e di volersi fare una verginità antimafia, virgolette, per nascondere i suoi scheletri nell'armadio. Vedi Giovanni Brusca. Rina aveva commentato che prima o poi avrebbe fatto prendere ad Andreotti un dispiacere e tuttavia non aveva ancora abbandonato in quel periodo la speranza che questi mantenesse il suo impegno, tant'è che continuava a inviare Giovanni Brusca da Ignazio Salvo per insistere nelle sue richieste ad Andreotti. Vedi Giovanni Brusca. In quel periodo Giovanni Brusca, incontrando Sino, senza fare alcun cenno a quel decreto legge Martelli, gli aveva chiesto se, dovendo fare il gioco della torre, egli avrebbe ucciso Lima o Mannino. Poco dopo Sino aveva riferito la Lima o Mannino. Poco dopo Sino aveva riferito la circostanza a Lima in presenza di Ignazio Salvo, ma entrambi erano rimasti assolutamente tranquilli. Lima aveva detto che era al corrente che si pensava di ucciderlo e che Andreotti, il quale aveva la memoria di un cammello, si era tolto una pietra dalla scarpa non avendo dimenticato che Cosa Nostra nel 1987 aveva votato per il Partito Socialista. Ignazio Salvo aveva detto a sua volta a Lima di non preoccuparsi perché nessuno l'avrebbe ucciso. Sul punto Sino. Lima in più occasioni aveva definito Giovanni Falcone cane rognoso, accusandolo di essere il vero ispiratore delle nuove norme e di avere condizionato completamente l'onorevole Claudio Martelli, ministro di Grazia e Giustizia, che lo aveva chiamato alla direzione degli affari penali del Ministero. Sul punto Sino. Dopo l'emanazione del decreto legge Martelli e prima delle elezioni del giugno del 91, quindi tra il marzo e il giugno del 91, Lima aveva chiesto a Sino di impegnarsi per sostenere i candidati andreottiani nella campagna elettorale per quelle elezioni. Sino ne aveva parlato con Giovanni Brusca, che glielo aveva proibito tassativamente. Sino, sul punto. In seguito la situazione si era appianata. Infatti Ignazio Salvo aveva comunicato a Rina che non c'era da preoccuparsi per il Maxi, perché il collegio della prima sezione della Corte sarebbe stato presieduto da un uomo di fiducia di Carnevale. Vedi sul punto Giovanni Brusca. La stessa notizia era stata confermata a Rina da Vincenzo Sinacori e da Francesco Messina al ritorno da un viaggio a Roma, dove si erano recati prima dell'estate del 91 per assumere informazioni. Vedi sul punto Sinacori. Lima e Ignazio Salvo avevano quindi comunicato al Sino che i vertici di Cosa Nostra avevano autorizzato l'impegno dell'organizzazione per i candidati della corrente andreottiana. Il Sino aveva avuto un nuovo colloquio con Giovanni Brusca, il quale stavolta, in effetti, aveva avuto un atteggiamento diverso e non aveva fatto alcun commento. Il Sino si era dunque attivato a favore dei candidati andreottiani. Analogamente si erano attivati gli uomini d'onore in tutta la Sicilia. A Trapani le famiglie mafiose avevano sostenuto Giuseppe Giammarinaro, uomo de Salvo, sul punto di Sino e Addolorato. Ad Enna le famiglie mafiose avevano sostenuto Raffaele Bevilacqua, sottocapo della provincia mafiosa di Enna, sul punto Leonardo Messina, Angelo Seino, Paolo Severino. A Catania e a Siracusa si erano mobilitati a favore dei candidati andreottiani gli uomini della famiglia mafiosa di Santa Paola, vedi Pattarino e Pulvirenti. I candidati andreottiani avevano avuto uno straordinario successo elettorale. Fermiamoci per un attimo qui. Questa è la sintesi delle dichiarazioni. Ora, su questa sintesi, osservazione del pubblico ministero. Riassumendo dunque, il quadro che emerge per questo periodo è il seguente. Dopo l'incontro tra Andreotti e Rina nel 1987 si ricompongono le frizioni
che si erano verificate a causa dell'andamento del maxiprocesso e dell'emanazione della legge Mancino-Violante. Fare un po' di silenzio proprio. Riina riceve da Andreotti l'impegno che in Cassazione la sentenza sarebbe stata annullata da Carnevale e negli anni seguenti fa affidamento su quella promessa. L'impegno di Andreotti viene comunicato ad altri capi che a loro volta la comunicano agli uomini d'onore a loro vicini. Tutti sono tranquilli e cantano vittoria. Quando i tempi stringono, dopo la sentenza di appello del maxi processo, Riina si presenta a battere cassa ricordando ad Andreotti tramite Ignazio Salvo la sua promessa, ma le cose si complicano. Carnevale, come comunica Ignazio Salvo e come si dimostrerà nel prosieguo dell'esposizione, non vuole sovraesporsi perché è al centro delle polemiche. Riina quindi si adira e si crea un rapporto di tensione. In questo clima il 1 marzo 91 viene emanato il decreto Martelli che accresce lo stato di tensione. Riina si adira ma manda giù il rospo perché ancora non ha perduto la speranza che Andreotti mantenga l'impegno assunto. Si riserva di fare in prosieguo i conti con Andreotti, al quale si addebita di subire l'iniziativa di Martelli e di Falcone. Indice di questo grave clima di tensione è il dialogo tra Sina e Giovanni Brusca di cui abbiamo detto. Ma Lima e Ignazio Salvo sono assolutamente tranquilli quando vengono informati, dice Sino. Essi non balzano sulla sedia, come sarebbe stato naturale quando apprendono la notizia che forse vogliono uccidere Lima. Ostentano un'assoluta sicurezza che colpisce il Sino. La loro sicurezza derivava dalla consapevolezza che a quella data, quindi prima del giugno del 1991, la situazione era sotto controllo. Il collegio del Maxi non sarebbe stato presieduto da Carnevale e tuttavia il collegio era stato formato dal medesimo Carnevale, che aveva scelto come presidente un uomo di sua fiducia. Si tratta del dottore Molinari, che sarebbe andato in pensione proprio nei primi giorni del gennaio del 1992, quando sarebbero scaduti i termini massimi di custodia cautelare. Sicché a quella data le prospettive erano due e tutte e due assolutamente tranquillizzanti. La prima era che Molinari non facesse in tempo a definire il processo prima della data del suo pensionamento e che quindi i detenuti sarebbero stati scarcerati per decorrenza dei termini. Non a caso, nell'agosto del 1991 viene assassinato in Calabria il dottor Scopelliti, sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, incaricato di rappresentare l'ufficio della Procura Generale presso la Corte nel giudizio del Max, il quale stava studiando gli atti. L'omicidio, nel disegno di Cosa Nostra, avrebbe determinato un inevitabile slittamento dei tempi, stante la necessità di incaricare per quel compito gravoso altri magistrati che avrebbero dovuto iniziare ex novo lo studio degli atti. Il dottor Scopelliti, inoltre, viene ucciso in un paese della Calabria a pochi chilometri di distanza dal paese dove trascorreva le ferie proprio il dottor Molinari, originario di quella regione, il quale non poteva certo non cogliere il significato di monito anche nei suoi confronti di quell'assassinio, qualora non fosse stata sufficiente la sua vicinanza al dottor Carnevale ad assicurare un'assoluta fedeltà alla linea giurisprudenziale di questi. La seconda prospettiva era la certezza che comunque il dottor Molinari, designato da Carnevale a presiedere un collegio da questi formato e composto da magistrati che avevano condiviso in passato la linea di Carnevale, avrebbe annullato la sentenza del Maxi. Si esporrà analiticamente nel prosieguo come il dottor Molinari fosse effettivamente legato a Carnevale da una devozione tale da preoccuparsi di informarlo dettagliatamente tramite il dottor Paolino Dell'Anno delle dichiarazioni coperte dal segreto istruttorio che egli aveva reso ai magistrati della Procura di Palermo in ordine ai motivi che avevano indotto Carnevale a non presiedere personalmente il collegio del Maxi, e ciò affinché Carnevale, virgolette, si adeguasse a quanto egli aveva detto. La circostanza risulta tra l'altro anche dalle intercettazioni ambientali, ma su questo ci soffermeremo. Si dimostrerà
come Carnevale e i suoi fedeli, quali il dottor Paolino Dell'Anno, accuseranno nel 1992, nei loro dialoghi privati, captati dalle intercettazioni ambientali, i componenti del collegio prescelti dal medesimo Carnevale di essere dei traditori e di essersi piegati alla volontà del presidente Valente, prescelto dal dottor Brancaccio, presidente della Corte di Cassazione, al posto di Molinari dopo il giugno del 1991, suscitando l'irritazione del Carnevale, che definisce Brancaccio con epiteti irriferibili. La dimostrazione di quanto sopra si ha esaminando quanto accade dopo il decreto legge Martelli e sino al giugno del 1991. Ignazio Salvo comunica a Riina che non vi sono motivi di preoccupazione, perché il collegio sarà presieduto da un magistrato di fiducia di Carnevale, e Cosa Nostra ripristina pienamente la sua fiducia in Andreotti, dandone dimostrazione inequivocabile col sostegno massiccio ai candidati alla corrente andreottiana nelle elezioni regionali del giugno del 1991. Vedremo nel proseguo dell'esposizione come ancora sino al giugno del 91 esista quindi una piena e rinnovata sintonia tra Andreotti e Cosa Nostra, e come i candidati andreottiani organici o vicini a Cosa Nostra si avvalgano del sostegno sinergico dell'organizzazione mafiosa dello stesso Andreotti. Andreotti scende in campo personalmente per sponsorizzare a Trapani la candidatura di Gianmarinaro, uomo de Salvo, è sostenuto da tutti gli uomini d'onore della provincia di Trapani, e per vincere le resistenze che ostacolano la candidatura per quelle elezioni di Raffaele Bevilacqua, sottocapo della provincia mafiosa di Enna, finanziato per la campagna elettorale da Lima, il quale si incontra a Roma con lo stesso Andreotti. Dopo l'estate del 1991 si verifica una svolta che cambia tutto. Il dottor Brancaccio sostituisce di sua iniziativa al dottor Molinari il dottor Valenti nella presidenza del Collegio del Mazzi. Il 27 giugno 1991 il presidente Brancaccio aveva scritto una lettera riservata al dottor Carnevale, rappresentandogli in sostanza l'inopportunità che il collegio venisse presieduto dal dottor Molinari perché prossimo alla pensione. Lo stesso Brancaccio aveva già maturato il proposito di destinare alla prima sezione il dottor Valenti, proposito che comunicò al dottor Carnevale nell'autunno e che attuerà nell'ottobre del 91. Riporto alcuni passi salienti della deposizione resa al riguardo al dottore Brancaccio in data nel marzo del 94. Dice: in data 27 giugno 91 scrisse al presidente Carnevale una lettera riservata, regolarmente protocollata, della cui minuta non firmata produco ora copia. Richiamo l'attenzione dell'ufficio in particolare sulla lettera E del documento. Ho scritto che occorreva provvedere alla composizione del collegio in maniera tale da prevenire qualsiasi ostacolo che possa frapporsi ad una definizione del processo nei tempi dovuti e da non fornire occasione per eventuali manovre ostruzionistiche o dilatorie. Questo cita testualmente la lettera, avendo ben chiara in mente la preoccupazione che, essendo prossimo alla pensione del presidente Molinari, questo fatto potesse negativamente influire sulla regolare celebrazione del processo. Non potevo, senza inopportunamente interferire, scrivere espressamente al presidente Carnevale di non designare Molinari, ma nello stesso tempo volevo adottare doverose precauzioni e perciò feci ricorso alla formula di cui all'ultimo capoverso del documento prodotto contrassegnato con la lettera E. In effetti, in una conversazione avvenuta pochi giorni prima della data del documento, 27 giugno 91, Carnevale aveva parlato al Brancaccio della sua intenzione di designare il presidente Molinari per il Maxi 1. Il presidente Brancaccio aveva dunque espresso le sue riserve per iscritto. Sempre in questo verbale dice: tale intenzione in verità mi aveva lasciato perplesso a causa del prossimo pensionamento del Molinari. Io non volevo interferire, però volli mettere per iscritto questa mia perplessità. Di qui la parte del documento corrispondente all'ultima lettera E. Poi il dottore Brancaccio, sempre in questo verbale, dice che alla prima sezione non ci voleva andare nessuno
Dice: ho detto che alla prima sezione non ci voleva andare nessuno e spiego che per i presidenti appena assegnati alla Corte ciò dipendeva dalla complessità e onerosità del lavoro di quella sezione. La prima sezione inoltre si caratterizzava per un orientamento tendenzialmente omogeneo, compatto. Qualcuno che aveva un orientamento diverso insistentemente ebbe a chiedermi di cambiare sezione. Intorno alla prima sezione in sostanza si era creata una certa atmosfera, un certo spirito. Dei colleghi che insistentemente mi chiesero di cambiare sezione, in questo momento ricordo il solo Garavelli, che in effetti accontentai trasferendolo ad altra sezione. Altri nomi in questo momento non li ricordo. Comunque, senza neppure discutere col primo presidente delle obiezioni manifestategli per iscritto, Carnevale aveva ugualmente nominato Molinari e aveva scelto i componenti del collegio. Così infatti dice Brancaccio. Non mi ricordo che il presidente Carnevale, ricevuta la mia nota del 27 giugno 91, sia venuto da me per parlarne. Anzi, a quanto ricordo, dovrei escluderlo. Normalmente, all'epoca di che trattasi, la composizione dei collegi veniva predisposta all'inizio di ogni trimestre. Il Maxi, però, era un processo per il quale si dovevano necessariamente prevedere molte udienze, per cui esso rientrava nel novero dei casi speciali per i quali il collegio poteva essere tabellarmente formato ad hoc. E un siffatto collegio, almeno mi pare, fu appunto formato per il Maxi. La composizione del collegio era, ed effettivamente fu, compito del presidente Carnevale, a prescindere dalla designazione di altro presidente del collegio. Successivamente, però, a presiedere il collegio del Maxi venne designato il dottor Valenti per iniziativa dello stesso Brancaccio, il quale dice: non sapevo prima di stamattina che il presidente Molinari avesse già cominciato lo studio del fascicolo processuale del Maxi 1. La circostanza l'ho appreso proprio da lui stamattina, quando è passato a salutarmi, essendo stato qui da voi convocato. Molinari mi ha detto che aveva cominciato tale studio nel periodo feriale del 91. Ho visto successivamente Carnevale, probabilmente all'inizio dell'autunno, quando è arrivato in Cassazione il presidente Valenti per segnalargli l'opportunità di tener conto dell'assegnazione del medesimo alla prima sezione e quindi della sua disponibilità a presiedere il Maxi 1. Quindi siamo sostanzialmente in questo periodo all'inizio dell'autunno, fine agosto, inizio autunno. Era stata infatti una mia idea, così come fu mia l'iniziativa di un incontro con Carnevale a tal fine, quella di mettere a disposizione della prima sezione il presidente Valente anche in vista della trattazione del Maxi 1. Quindi si verifica un colpo di scena assolutamente imprevedibile. In conseguenza di colpo di scena, di questo colpo di scena, di questo fatto nuovo, si verificano gli eventi di cui hanno riferito i collaboratori per il periodo successivo al giugno del 91. E qui riprendo la esposizione sintetica delle dichiarazioni ai collaboratori senza osservazione del pubblico ministero. E questa è l'esposizione. Nel novembre del 1991, nel carcere di Spoleto, Mutolo apprendeva da Giuseppe Giacomo Gambino, suo capomandamento, che le cose si erano messe male, perché Carnevale era stato attaccato e non avrebbe presieduto il collegio del Maxi. Non vi era dunque più alcuna garanzia e restava solo un esile filo di speranza. Già in precedenza Riina aveva comunicato a Giovanni Brusca che egli non poteva più far nulla e alla fine di agosto aveva dato il via libera agli uomini d'onore perché ciascuno pensasse per sé, attivando tutti i canali alternativi possibili. Questo lo dice Giovanni Brusca, quindi c'è una straordinaria coincidenza. Fino al giugno del 91, quando è Molinari che deve presiedere, Cosa Nostra si impegna massicciamente per i candidati andreottiani. Dopo l'estate c'è questo completo ribaltamento, Riina dice a Brusca: datevi da fare, ognuno per sé, e Mutolo apprende in carcere da Campino che il collegio non sarà presieduto dal Carnevale e che quindi tutto è perduto. Poco prima della sentenza della Cassazione, Riina informava anche Salvatore Cangemi che Carnevale non avrebbe presieduto il collegio del Maxi perché glielo avevano impedito e che lo stesso Carnevale aveva fatto sapere che occorreva mobilitare gli avvocati perché la decisione venisse devoluta alle sezioni unite della Suprema Corte. In tal modo Carnevale avrebbe potuto partecipare alla decisione. Vedi Cangemi. Nello stesso periodo, novembre del 1991, Leonardo Messina, che in precedenza, nel 1989,
aveva saputo da Giuseppe Madonia e da altri uomini d'onore che la sentenza sarebbe stata annullata da Carnevale, apprendeva per la prima volta che non vi erano più speranze. Novembre 91. Vedi Messina. Il 30 gennaio 92 la Corte di Cassazione confermava la sentenza di appello del Maxi 1. Gli uomini d'onore acquisivano così la definitiva certezza che il maxi processo era stato mollato, per usare la loro espressione, dal loro referente politico. In carcere i capi manifestavano la loro rabbia. Il capomandamento Salvatore Montalto affermava: ora ci rompiamo le corna a tutti, commentando che i politici li avevano presi in giro, testualmente Mutolo. Si verificavano quindi strani avvenimenti. Alcuni uomini d'onore latitanti si costituivano spontaneamente nelle carceri, comportamento questo assolutamente inusuale e contrario alle tradizioni dell'organizzazione. Tale circostanza veniva interpretata da altri uomini d'onore detenuti a quell'epoca, all'oscuro di quanto si stava preparando, come il segnale che da un momento all'altro si sarebbero verificati gravi eventi. Vedi sul punto Mutolo e Marchese. A questo punto iniziava la stagione della resa dei conti. Nel febbraio del 1992 Salvatore Cangemi partecipava ad una riunione della commissione, nella quale Riina Furente aveva detto che bisognava rompere testualmente le corna a sti cornutazzi, chiusura virgolette, perché non avevano mantenuto gli impegni presi. Lima e Andreotti gli avevano girato le spalle e questo fatto testualmente lo faceva impazzire di rabbia. Riina aveva anche detto che il processo era stato tolto a Carnevale per l'intervento di Falcone. Così era stato deciso di uccidere Lima e in un'altra riunione alla quale il Cangemi non aveva partecipato era stata decisa per lo stesso motivo la soppressione di Ignazio Salvo. Sul punto vedi Cangemi. Anche Vincenzo Sinacori, anche a Vincenzo Sinacori, che incaricherà di uccidere Ignazio Salvo, Riina ripete che Andreotti e Lima erano dei traditori. Vedi Sinacori. Poco tempo prima dell'omicidio, Gioacchino Pennino, uomo d'onore inserito nella Democrazia Cristiana, apprendeva da Francesco Mineo, pure uomo d'onore ed esponente di spicco della corrente andreottiana, che i loro amici, tra virgolette, non avevano più stima di Lima. Vedi Pennino. L'omicidio dell'onorevole Lima veniva consumato il 12 marzo 92, poco prima delle elezioni del 4 e del 5 aprile del 92, per colpire Andreotti, eliminando il cardine del potere della sua corrente in Sicilia. All'esecuzione dell'omicidio partecipavano gli uomini d'onore Francesco Onorato e Giovan Battista Ferrante, i quali apprendevano sommariamente dal capomandamento Salvatore Biondino che Lima doveva essere ucciso perché non aveva mantenuto i suoi impegni con Cosa Nostra e che così i politici avrebbero smesso di prenderli in giro. Vedi sul punto Onorato e Ferrante. Veniva programmato l'omicidio di altri esponenti siciliani della corrente andreottiana, come l'onorevole Purpura, nel caso in cui costoro si fossero mostrati in grado di prendere il posto di Lima alla guida della corrente, quella stessa corrente che aveva fatto la sua fortuna negli anni grazie al sostegno di Cosa Nostra sino alle elezioni regionali del giugno del 91. Vedi sul punto Giovanni Brusca. Dopo l'omicidio i capi di Cosa Nostra detenuti ostentavano soddisfazione. Salvatore Montalto, commentando l'omicidio, aveva detto a Mutolo: "Accominciaro finalmente". Vedi sul punto Mutolo. La vendetta di Riina nei confronti di Andreotti aveva un seguito. L'esecuzione della strage di Capaci, programmata da tempo ed eseguita per colpire il dottore Falcone, veniva eseguita con una scelta dei tempi tali da ostacolare la corsa di Andreotti alla presidenza della Repubblica, meta agognata a coronamento della sua carriera politica. Vedi sul punto Giovanni Brusca. Infatti, come era stato previsto, la situazione di emergenza istituzionale che si era creata dopo la strage aveva troncato la sequenza delle votazioni che si ripetevano senza esito e le trattative politiche in corso, determinando l'elezione dell'onorevole Oscar Luigi Scalfaro. Riina aveva detto a Giovanni Brusca che Andreotti doveva soffrire, così come lo aveva aiutato nella sua carriera, ora lo voleva distruggere politicamente, e ciò a differenza di Martelli, che invece doveva essere ucciso perché era un nemico di Cosa Nostra, alleatosi con Falcone. Vedi sul punto Giovanni Brusca. Dopo l'omicidio dell'onorevole Lima, Gioacchino La Barbera, ritornato da Milano,
entrava a far parte del gruppo militare composto da Bagarella, Giovanni Brusca e Antonino Gioè, che porterà ad esecuzione la strage di Capaci e l'omicidio di Ignazio Salvo. Gioacchino La Barbera apprendeva così, nel corso del tempo, quale era la strategia di Cosa Nostra, nella quale si iscrivevano l'omicidio di Lima e gli altri progetti delittuosi. Dopo la sentenza del Maxi, Cosa Nostra doveva punire sia coloro che avevano lottato contro l'organizzazione, come Falcone e Martelli, il quale aveva disposto l'applicazione del 41 bis, sia coloro che avevano tradito l'organizzazione, come Lima, Andreotti e Ignazio Salvo. Vedi sul punto Gioacchino La Barbera. Veniva quindi eseguito nel settembre del 92 l'omicidio di Ignazio Salvo, il quale, insieme al cugino Antonino, deceduto per un tumore, era stato risparmiato nel corso della guerra di mafia del 1981, benché fosse un uomo di bontà e di badalamenti, esclusivamente perché aveva messo a disposizione dei corleonesi sul rapporto con Lima, con Andreotti e altre sue relazioni politiche. Egli non aveva assolto la funzione per la quale era stato tenuto in vita e dunque anche questo vecchio conto veniva saldato. Vedi sul punto Sinacori, Giovanni Brusca e Gioacchino La Barbera. Nell'ottobre del 1992, nel carcere di Termini Imerese, Giuseppe Calò, parlando con Sino, accusava Andreotti di essere testualmente un mascalzone e di avere subito l'iniziativa di coloro che si erano fatti promotori delle ultime leggi antimafia, dopo tutti i piaceri che l'organizzazione gli aveva fatto. Vedi sul punto Sino. Dopo l'arresto di Rina, in data 15 gennaio 1993, lo scettro del comando si era frammentato. Erano emerse nuove figure di capo, tra cui Leoluca Bagarella, cognato di Rina, che dialogando con Tullio Cannella, imprenditore che favoriva la sua latitanza, aveva criticato la fiducia che Rina in passato aveva riposto in Andreotti, il quale, dopo aver fatto la sua fortuna con Cosa Nostra, aveva tradito e aveva tentato di rifarsi una verginità con la legge sui pentiti. Ma ora, aveva commentato Bagarella, i politici dovevano fare i conti con lui e dovevano capire che non si poteva più prendere in giro Cosa Nostra. Vedi sul punto Tullio Cannella. Nei suoi dialoghi con Cannella, Bagarella aveva affermato che Lima e Ignazio Salvo si erano giustificati assumendo che la situazione politica era cambiata e che Andreotti a sua volta si era giustificato scaricando la responsabilità su Lima e Ignazio Salvo. Vedi sul punto Tullio Cannella. Nell'estate del 1994 lo stesso Bagarella, vedendo apparire Andreotti in televisione e parlando con Salvatore Calvaruso, che lo assisteva nella latitanza, aveva criticato l'ingenuità del cognato Salvatore Rina, che si era fatto riempire la testa dalle chiacchiere di Andreotti, nel quale aveva riposto la sua fiducia. Vedi sul punto Calvaruso. Questa è la sintesi delle dichiarazioni dei collaboratori. Su questa sintesi le osservazioni del pubblico ministero. Come si può notare, tutte le dichiarazioni dei collaboratori convergono. Dopo la sentenza della Cassazione del 30 gennaio 92, la reazione di Cosa Nostra si scatena contro due categorie di soggetti. Da un lato, i traditori, coloro che dopo avere per lunghi anni usufruito dei favori di Cosa Nostra ed avere garantito che la sentenza del Maxi sarebbe stata annullata, avevano poi disatteso le loro promesse. Dall'altro, i nemici dell'organizzazione, come Giovanni Falcone e l'onorevole Claudio Martelli. Nella categoria dei traditori rientrano Andreotti, Lima e Ignazio Salvo. Tutti i collaboratori riferiscono concordemente che Andreotti si era assunto l'impegno di intervenire sul Carnevale per l'annullamento del maxi processo. I provvedimenti legislativi antimafia messi nel corso degli anni erano stati tollerati a denti stretti dall'organizzazione solo perché erano un prezzo da pagare sull'altare della soluzione finale che passava per via giudiziaria. E del resto, se riflettiamo un attimo, i provvedimenti che vengono messi in quel periodo sono tutti provvedimenti che incidono sui termini di custodia cautelare soprattutto, che li spostano in avanti. L'annullamento definitivo del Maxi avrebbe sostanzialmente risolto alla radice una volta per sempre i problemi, perché sarebbe stata la definitiva rimessione in libertà e l'azzeramento del teorema Buscetta. Quindi si pagava il prezzo di restare in carcere con quei provvedimenti che di volta in volta allungavano i termini di custodia cautelare, ma l'annullamento del Maxi avrebbe risolto una volta per tutto il problema. Quei provvedimenti erano per un verso attribuiti all'iniziativa di Martelli e Falcone e per altro verso erano considerati un'abile mossa politica di Andreotti,
che doveva tutelare la propria immagine di statista agli occhi dell'opinione pubblica, facendosi una verginità antimafia nel mutato clima politico. Un clima politico che, come si esporrà in un altro capitolo, dal 1989 va riportato alla ribalta i fantasmi del passato. Dal 1989 Lima sarà infatti al centro di un fuoco di sbarramento che metterà in crisi anche Andreotti, suo padrino politico. In quell'anno viene presentato al Parlamento europeo un dossier Un'amica a Strasburgo con il quale si accusava Lima di collusione mafiosa. Sempre nel 1989 esplodeva il cosiddetto caso Pellegriti, che prima di essere disinnescato dalla professionalità di Giovanni Falcone aveva fatto vacillare Andreotti stante la gravità delle accuse rivolte a Lima. Ancora nel 1989 era deflagrata la polemica tra Leoluca, Orlando e Lima in occasione della candidatura per le elezioni europee. In un crescendo ininterrotto negli anni a seguire, Orlando arriverà al punto di indicare in Andreotti il vertice politico di Cosa Nostra. Tutti questi avvenimenti ed altri non potevano sfuggire ai vertici di Cosa Nostra, attenti lettori della realtà sociale e politica, i quali dunque comprendono, seppure con vari malumori, che Andreotti, per usare le loro espressioni, deve farsi una verginità antimafia per nascondere i suoi scheletri nell'armadio e non compromettere la propria immagine nel momento cruciale della sua carriera, quando si prepara alla corsa per la presidenza della Repubblica. Quello che conta è che alla fine comunque la sentenza del maxi processo venga annullata. Questa comprensione, seppure a denti stretti, viene completamente revocata dopo la sentenza della Cassazione del 30 gennaio del 1992, quando, alla luce di quell'avvenimento, il comportamento di Andreotti viene riletto retrospettivamente come quello di un traditore e non più giustificato come un'abile operazione di immagine politica. E qui dobbiamo metterci mentalmente nel prima e nel poi. Prima ci sono questi provvedimenti, io li subisco a denti stretti, ritengo che sia un'abile mossa politica e poi il problema viene risolto definitivamente. Dopo questo giro di boa, dopo la sentenza della Cassazione, l'atteggiamento cambia completamente e tutte le sofferenze che io ho subito in quegli anni non hanno avuto nessuno scopo e quindi esplode la rabbia e il comportamento di Andreotti viene riletto retrospettivamente alla luce di questo fatto. È significativo che Riina decida di colpire Andreotti, quasi una legge del contrappasso, proprio nelle sue aspirazioni politiche. Così come Cosa Nostra aveva contribuito alla fortuna politica Andreotti, ora decideva di distruggere proprio quella fortuna. Io ti ho fatto, io ti distruggo, afferma Riina. Ed è importante cogliere la differenza di atteggiamento nei confronti di Martelli. Nessuno dei collaboratori ha riferito a proposito di Martelli di favori personali di questi all'organizzazione per l'aggiustamento di processi o per altro, né di promesse che non erano state mantenute per il maxi processo. L'investimento di Cosa Nostra su Martelli si consuma e si esaurisce nella breve stagione delle elezioni del giugno del 1987. Cosa Nostra vota per il Partito Socialista per dare una lezione ad Andreotti e perché nutre un'aspettativa nei confronti del Partito Socialista che si fonda sulla linea politica generale di quel partito, in quel periodo caratterizzata da forti venature garantiste di ordine generale che certo prescindevano da Cosa Nostra, essendosi manifestate in precedenza nella battaglia per il caso Tortora, nella promozione del referendum per la responsabilità civile dei magistrati e nell'impegno per l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Dunque l'investimento reattivo di Cosa Nostra nel Partito Socialista è di natura politica e non personale. Prova ne sia che dopo la parentesi del 1987 l'organizzazione abbandona completamente il Partito Socialista e torna nella sua casa politica originaria, la corrente andreottiana. Martelli, dopo quella breve stagione, prende subito le distanze dall'ambiente palermitano, che comprende essere inquinato, e stabilisce un rapporto con Giovanni Falcone, che si consoliderà nel tempo, sino al punto che egli lo chiamerà alla direzione generale degli affari penali del Ministero di Grazia e Giustizia, creando un'equipe che sarà il motore delle iniziative di legge antimafia di quel periodo. Per questo motivo Cosa Nostra considera Martelli, a differenza di Andreotti, non un traditore, ma un nemico, a pari di Falcone.
Andreotti aveva avuto con Cosa Nostra un rapporto che risaliva agli anni 70 e che si era nutrito ininterrottamente nel tempo di incontri personali con i vertici dell'organizzazione e di scambi di favori sino alle elezioni regionali del giugno del 91. Martelli era stato invece una meteora passeggera nel giugno del 1987. Non aveva avuto rapporti con i vertici, non aveva assunto impegni personali, non aveva promesso favori. Egli impersonava la linea generale del suo partito nel settore giustizia, una linea gradita a Cosa Nostra, che solo per questo motivo aveva votato per il suo partito, e infatti nessuno dei numerosi collaboratori ha riferito sul punto alcunché di diverso. Lo stesso Angelo Siino ha riferito che nel corso del suo incontro con Martelli nel 1987, agli occhi del quale Siino, che non è uomo d'onore, era un imprenditore influente, avvenuto su iniziativa di un esponente del Partito Socialista, Reina mi pare si chiamasse, Martelli si era limitato a discorsi di carattere generale sulla linea politica del Partito Socialista in materia di giustizia, senza alcun accenno a fatti o processi specifici. Lo stesso fatto che Siino non avesse compreso perché Martelli gli faceva quei discorsi e che Martelli a sua volta era rimasto sorpreso di trovarsi dinanzi a un militante della Democrazia Cristiana, dimostra come quell'incontro sia stato organizzato esclusivamente attraverso i canali politici locali del Partito Socialista, senza alcuna mediazione degli uomini d'onore, i quali solo successivamente verranno informati dallo stesso Siino del suo incontro con Martelli. Se l'incontro fosse stato organizzato da uomini d'onore, l'equivoco non si sarebbe creato. Riina dunque non aveva da riscuotere da Martelli alcuna promessa, poteva solo addebitare a se stesso di avere commesso un errore di valutazione sull'uomo nel giugno del 1987, un errore di cui si era reso conto subito dopo, quando aveva constatato che Martelli si era avvicinato a Falcone. Nessuno dei collaboratori ha mai affermato invece che gli uomini d'onore siano mai stati sfiorati dal dubbio che Andreotti si fosse alleato con Falcone, così come era avvenuto per Martelli. Nessuno ha mai detto questo. Tutti concordano nell'affermare che, come ho già detto, si riteneva che Andreotti subisse l'iniziativa di Martelli e che ponesse in essere un'operazione di maquillage politico. Come si è già osservato dopo la sentenza del 30 gennaio 92, il comportamento di Andreotti negli anni pregressi viene rivisitato alla luce di quella sentenza. Riina non va per il sottile. Egli per anni si era assunto la responsabilità nei confronti dell'intera organizzazione di tirare le fila, per usare le parole di Giovanni Brusca, del rapporto con Andreotti per l'aggiustamento del maxiprocesso. Egli aveva invitato gli uomini d'onore a farsi i carcerateggi, ad avere pazienza, perché alla fine i sacrifici sarebbero stati ripagati grazie all'annullamento del maxi in Cassazione. Aveva subito le critiche, soffocate a volte nel sangue, come la rivolta di Puccio, di coloro che avevano compreso come egli in realtà si interessasse soltanto del teorema Bouchette, perché da quella costruzione probatoria discendeva la sua diretta e personale responsabilità per tutti gli omicidi deliberati dalla Commissione, sua e dei capi. Del destino dei singoli uomini d'onore interessava poco. Aveva sopportato le critiche del cognato Bagarella, che lo aveva invitato a diffidare di Andreotti. Insomma, la sconfitta del Maxi era la sua sconfitta personale, prima che la sconfitta dell'organizzazione, la sconfitta di un capo che non si era mostrato all'altezza della situazione. Da qui l'ira cieca di Riina, manifestata nel corso della riunione della commissione nella quale viene deciso l'omicidio di Lima. Da qui un'ira che travolge ogni considerazione razionale. In fondo l'operazione dell'aggiustamento del Maxi non era andata in porto per un imprevisto verificatosi all'ultimo momento: l'intervento del dottore Brancaccio che scavalcando Carnevale aveva sostituito il dottor Valente al dottor Molinari. Andreotti stava per mantenere il suo impegno e Lima e Ignazio Salvo erano assolutamente tranquilli sino al giugno del 1991, tanto da non prendere in considerazione lo sfogo personale di Giovanni Brusca e da chiedere ai vertici di Cosa Nostra di appoggiare la corrente andreottiana nelle elezioni regionali del giugno del 1991. Una richiesta che sarebbe stata suicida, una vera e propria sfida irrazionale all'organizzazione mafiosa, proprio alla vigilia della decisione della Cassazione, se non avessero avuto la certezza assoluta, sino a quella data, prima del giugno, che le cose sarebbero andate secondo i programmi. Devono essere le pazze a farlo. Ma evidentemente per Riina ciò non era sufficiente.
Ai suoi occhi l'intervento del dottor Brancaccio era stato ispirato da Martelli e da Falcone e la responsabilità di Andreotti era stata quella di non essersi fatto valere per controbilanciare questo intervento politico. Nel momento cruciale si era tirato indietro Andreotti, facendo prevalere il proprio interesse personale sugli impegni assunti con Cosa Nostra. Per questo Andreotti doveva soffrire e vedere la sua carriera distrutta da quella stessa organizzazione che dagli anni 70 lo aveva sostenuto e aveva affidato a lui la propria sorte nel momento più difficile della propria storia criminale. Organizzazione che dagli anni 70 lo aveva sostenuto e aveva affidato a lui la propria sorte nel momento più difficile della propria storia criminale. Dopo aver esposto la sintesi delle dichiarazioni e anche il commento, la chiave di lettura da parte del pubblico ministero, leggerò alcuni brani delle dichiarazioni che ho citato, non tutte chiaramente, ma quelle più... Dobbiamo... Il Tribunale si fida. Possiamo dare per le... dato che poi depositerà la requisitoria. Così abbiamo... Se lo ritiene necessario però lo faccia, pubblico ministero. Se vuole fare una sintesi, no, sì, io non voglio, il Tribunale non vuole influire. Magari faccio una selezione. Solo di leggere i passi. Sì, solo una selezione perché ci sono alcuni punti che richiedono... Ecco, guardi, leggo Vabbè, per esempio... se ci sono dei commenti li faccia, il Tribunale non... Per esempio ci sono alcuni passaggi che riguardano Giovanni Brusca. Ecco, Giovanni Brusca ha ripetutamente ribadito nel corso delle sue dichiarazioni, e questo è importante capirlo, che egli non è in grado di riferire per quanto riguarda le interferenze di Cosa Nostra al fine di condizionare il maxi processo gli aspetti più interni di queste vicende e in particolare le manovre pilotate da Cosa Nostra che si muovevano sul terreno tecnico-processuale, nonché i reconditi rapporti con uomini politici. Egli era un uomo d'azione in grado quindi di riferire sugli omicidi, sulla strategia ritorsiva di Cosa Nostra dopo la sentenza definitiva della Cassazione, ma delle vicende interne del Maxi si erano occupati altri, tra i quali suo fratello Emanuele, dotati di un grado di cultura superiore o di attitudini diverse. Questo lui lo dice, perché per esempio l'udienza del 29 luglio dice: per quanto riguarda gli aspetti più delicati, più complessi del maxi processo, pubblico ministero, chi se ne occupava, lei o Emanuele? No, se ne occupava Emanuele, specialmente del fattore tecnico. Poi più avanti Coppi dice: lei ha seguito personalmente l'evoluzione, lo sviluppo, la storia della formazione del collegio in Cassazione, o tutto quello che lei ha preso, Carnevale sì, Carnevale no, questo presidente, sono tutte notizie che lei ha avuto di seconda mano da Rino o da altri? E Brusca dice: no, il mio compito era quello di fare intervenire tipo il dottor Ignazio presso la Cassazione con Carnevale. È tutto quello che ho detto, ma poi tecnicamente quello che si interessava della situazione era mio fratello Emanuele. Io non ne capivo niente. E poi ancora Coppi chiede se sente il canale salvo, chiamiamolo così, tanto lei comprende, il canale salvo in funzione dell'aggiustamento del maxi processo viene impiegato soltanto da lei o le risulta che anche altri uomini d'onore si siano rivolti a Ignazio Salvo per sollecitargli questo aggiustamento? E Giovanni Brusca dice: di questo canale era molto privilegiato da parte di Salvatore Rina, quindi ci andavo io, ci andava mio fratello Emanuele, ci andava Di Maggio, le persone che in quel periodo erano vicine a Salvatore Rina. Pertanto, per questi motivi è stato in grado di riferire con la sua ottica di uomo d'azione solo il contenuto di alcune ambasciate che egli aveva fatto su incarico di Rina Ignazio Salvo nel corso dei vari gradi del Maxi, e a conoscenza che sia il fratello Emanuele che Baldassare Di Maggio avevano fatto da tramite tra Ignazio Salvo e Salvatore Rina per vicende inerente al Maxi, ma non sa quali siano stati i contenuti di questi colloqui. Ciò posto, Giovanni Brusca all'udienza del 28, 29 e 30 luglio 97 ha riferito quanto segue per il periodo successivo al 87. Intorno al 1989 Rina gli aveva parlato di Martelli in termini negativi, dicendogli che questi, dopo che Cosa Nostra aveva sostenuto il Partito Socialista nelle elezioni del giugno 87, aveva deluso le aspettative e aveva iniziato ad avere contatti col giudice Falcone. Dopo la sentenza del Maxi, egli, sempre su incarico di Rina nel 91,
aveva sollecitato Ignazio Salvo a fare intervenire tramite Andreotti e Vitalone il dottor Carnevale per ottenere l'annullamento della sentenza. E poi qui continua, io leggerei sul punto, ecco, un momento importante è il 1991. La difesa ha chiesto a Brusca come avevano reagito gli uomini d'onore a seguito del decreto legge Martelli e di altri provvedimenti emessi nel 1991. Brusca, dopo aver chiarito che Riina sino alla fine dell'agosto 91 non aveva mai smesso di contare su Andreotti per l'aggiustamento del Maxi in Cassazione, ha puntualizzato, a domanda della difesa, che nonostante fossero state promulgate sino a quella data alcune leggi contrarie agli interessi di Cosa Nostra, mentre erano in carica governi presieduti da Andreotti, Riina aveva continuato a chiedere tramite Ignazio Salvo l'intervento di Andreotti per il Maxi e che si riservava successivamente in sfoghi personali e riservati di fargli prendere prima o poi qualche collera. Quel che interessava a Riina era il risultato finale dell'annullamento del Maxi, e questo appunto lo leggo perché mi pare interessante. Dice Coppi: lei sa che comunque governi presieduti dal senatore Andreotti o di cui faceva parte il senatore Andreotti, ma in particolare proprio presieduti da lui, hanno promosso parecchie leggi antimafia? Sì. Allora Coppi dice: lo sa, ecco Riina, le ha mai dato incarico di far sapere al senatore Andreotti, attraverso i canali che lei ci dirà, la sua contrarietà a queste iniziative? O si è limitato semplicemente a dire che bisognava punire Andreotti, bisognava uccidere Martelli, ma non le diede nessun incarico di far sapere al senatore Andreotti che la doveva piantare con i provvedimenti antimafia? Brusca: no, mi ha sempre, parola incomprensibile che significa detto, mi ha sempre detto di fare intervenire Ignazio Salvo sul maxi processo, sulle leggi che faceva Salvatore Riina, poi quando eravamo da soli, dice, a questo prima o poi devo fargli prendere una collera, gliela faccio vedere io. E Coppi insiste, dice sì, ma io voglio sapere, in occasione di queste leggi gliene ho ricordate alcune. E il Presidente interviene e dice, ha detto di no, avvocato. Dopodiché, sempre su questo punto, ritorna Coppi e dice: le risulta che quando vi fu questo intervento dello Stato del senatore Andreotti dal governo e che quindi aveva la responsabilità come uomo di governo di quell'intervento contrario agli interessi di Cosa Nostra, questo lo sa, se lo ricorda? E Brusca dice: poco fa io ho detto che non mi sono mai occupato quale ruolo avesse l'onorevole Andreotti prima, durante e dopo. E Coppi dice: lei è stato incaricato da parte di Riina, da qualche mafioso di sua parte, di far venire al senatore Andreotti direttamente attraverso i canali che lei sa dei messaggi su questi interventi? E Brusca: no, mi diceva sempre, questo è essenziale, mi diceva sempre che interessava la situazione finale. Quali poi metodi avessero fatto o non fatto non interessavano. Coppi insiste, ma la domanda era: lei è stato incaricato di rendersi portatore dagli uomini che si trovano in carcere, di lamentele verso il senatore Andreotti? Brusca: gli andavo per conto di Salvatore Riina per intervenire sulla Corte. Se poi lo Stato avrebbe fatto 1, 2, 3, 5, 10 leggi non interessava a nessuno. Questo bisogna capirlo, perché è un momento cruciale che ci sia una reazione a fronte, per esempio, dell'emanazione del decreto legge Martelli. È naturale. La reazione bisogna, tra l'altro, parametrarla a secondo di chi la subisce. L'uomo d'onore soldato della base, che non conosce il quadro generale e che ha soltanto delle vaghe notizie, la sente in tutta la sua pesantezza, perché non ha le chiavi di lettura. L'uomo d'onore di vertice, il quale invece conosce il quadro e sa qual è lo sbocco generale, la vive in modo completamente diverso. Quindi non possiamo fare una sommatoria di collaboratori e poi tirare le fila, vediamo come hanno reagito. Bisogna distinguere Cucuzza, il quale lo vive sulla propria pelle, non sa quello che sta accadendo e quindi ha una reazione estrema, e bisogna distinguere Riina, il quale dice prima o poi glielo faccio vedere, però quello che mi interessa per ora è ottenere l'annullamento del maxi processo. Questa è
è una distinzione fondamentale. E c'è un altro passo molto interessante del collaboratore Costa, il quale riferisce questa circostanza, sempre a proposito del decreto legge. Cosa dice che si trova in carcere, nel carcere dell'Asinara, insieme a Tommaso Inzerillo e Vincenzo Spadaro. E lo Spadaro, e dico subito che è stato riscontrato che in effetti Gaetano Costa, Tommaso Inzerillo e Vincenzo Spadaro si trovavano ristretti presso il carcere dell'Asinara nel 92, nel 93 e anche nel 94 per alcuni periodi. Lo Spadaro gli aveva detto che nel 1991 alcuni uomini d'onore, imputati nel maxi processo, rimessi in libertà per decorrenza dei termini di custodia cautelare, tra cui Giovanni Pullarà e Francesco Spadaro, avevano programmato di rendersi irreperibili prima della sentenza della Cassazione, ma erano stati dissuasi da Salvatore Riina, preoccupato che a causa di ciò si potesse creare un clima sfavorevole, il quale aveva loro assicurato che Andreotti e Lima stavano provvedendo ad aggiustare il maxi processo in Cassazione. Siamo andati a controllare, in effetti è stato riscontrato che Giovanni Pullarà e Vincenzo Spadaro, entrambi imputati al maxi processo, furono scarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare rispettivamente il 18 febbraio 91 e il 20 febbraio del 91 e riarrestati entrambi in data 1 marzo 1991 in esecuzione di ordinanza di ripristino di custodia cautelare emessa dalla Corte di Assise di Appello, sezione prima, in pari data a seguito dell'emanazione del decreto legge 1 marzo 91. Quindi che succede? Questi escono fuori e dicono: noi ci diamo la latitanza perché non si sa come va a finire. Riina si preoccupa, così creiamo un clima negativo, non vi date la latitanza perché tanto il max sarà annullato. Quindi noi nel marzo del 91 abbiamo da una parte questa insofferenza, però talmente forte e ancora la fiducia e la certezza che il maxi sarà annullato, che Riina da capo dice ai soldati: voi ve ne state in galera, è un prezzo che deve essere pagato perché altrimenti c'è il costo politico che qua, se cominciano tutti a scappare, si viene a creare una situazione di allarme generale e mi può cambiare il quadro, ve ne state in galera per qualche mese in più, perché tanto alla fine quello che conta è l'annullamento del maxi. Questi passaggi sono importanti, come è importante anche notare, e su questo ritorneremo in un altro capitolo, come i commenti notare come i commenti, quando i commenti negativi vengono fatti. Quando i commenti negativi vengono fatti? Perché, per esempio, i commenti negativi sulla legge sui pentiti vengono fatti dopo la sentenza della Cassazione. Nessuno dei collaboratori dice che nel periodo precedente c'è un commento negativo. Questo ha una sua spiegazione, cioè bisogna anche rapportarli, oltre che alla caratura della persona, al periodo temporale, perché soltanto dopo il 1992 e soprattutto ne danno la responsabilità a Martelli, stranamente, nonostante la prima legge sia una legge che venga emessa sotto, mentre il Ministro di Grazia e Giustizia Vassalli. Ma vedremo in un altro capitolo come in realtà la legge sui collaboratori è una legge che per anni resta assolutamente latente, perché dopo la collaborazione di Marino Mannoia nell'ottobre non c'è nessuno. Prende il volo quando, con le modifiche legislative che vengono introdotte nel giugno, viene stabilito il doppio binario: carcere duro per chi non collabora, benefici per chi collabora. Dopo la strage di Capaci vi sono le collaborazioni di Giuseppe Marchesi di Mutolo, ed ecco che quindi si registrano i primi commenti negativi di Cosa Nostra, perché non è l'emanazione della legge in sé. Ecco perché Mutolo parla di legge manifesto, perché se noi non storicizziamo gli avvenimenti non lo capiamo. Loro la guardano nel momento in cui viene emanata, non produce nessun effetto. È una legge manifesto. Poi i commenti sono dopo, nel 1993. Allora, quando sentono che la legge funziona, e la legge funziona
perché Martelli, come vedremo, Martelli e Scotti introducono il doppio binario, allora ci sono i commenti negativi. E la lucidità di questi uomini che l'attribuiscono la responsabilità a Martelli, cioè non si fermano alla paternità formale della prima legge, hanno capito che è Martelli, che è Falcone, quelli che hanno fatto decollare la normativa sui pentiti, introducendo questo regime del doppio binario che, insieme al clima che si era venuto a creare dopo le stragi, è il volano che fa partire la legge sui collaboratori. Allora, come abbiamo analiticamente esposto nei precedenti capitoli, sino all'estate del 1991 Cosa Nostra faceva ancora pienamente affidamento sulla promessa di Andreotti che il maxi processo in Cassazione sarebbe stato demolito. Sino a quella data il rapporto tra l'organizzazione e il suo massimo referente politico è ancora integro. La prova di ciò discende da una circostanza inequivocabile. Dopo i malumori conseguiti all'emanazione del decreto legge nel 1 marzo 1991, numero 60, cosiddetto decreto Martelli, i vertici di Cosa Nostra autorizzano la mobilitazione degli uomini d'onore a sostegno dei candidati della corrente andreottiana in occasione delle elezioni regionali del giugno del 1991. Giugno 91. Si tratta dell'ultimo investimento dell'organizzazione sul suo massimo referente politico. Pochi mesi dopo, alle elezioni nazionali dell'aprile del 1992, infatti, Cosa Nostra opererà in direzione esattamente opposta, prodigandosi per demolire la corrente andreottiana mediante l'omicidio dell'onorevole Salvo Lima in data 12 marzo 92 e progettando di uccidere altri esponenti andreottiani dell'isola come l'onorevole Purpura che si fossero mostrati in grado di subentrare a Lima nella direzione della corrente. Quindi nell'arco di appena 8 mesi abbiamo questo completo cambiamento. Prima di analizzare le risultanze al riguardo vanno operate alcune considerazioni. La prima considerazione è che l'emanazione del decreto legge citato, il decreto legge Martelli, non incise sui rapporti tra l'imputato e Cosa Nostra, perché altrimenti, come è evidente, l'organizzazione non si sarebbe impegnata a favore dei candidati andreottiani nelle elezioni del giugno del 1991. In proposito, basti ricordare che infatti, quando nel febbraio dell'87 fu emanata la cosiddetta legge Mancino-Violante, i cui effetti nella sostanza furono analoghi a quelli del decreto legge del 1 marzo 91, Cosa Nostra reagì dirottando massicciamente nelle elezioni nazionali del giugno dell'87 i voti pilotati dall'organizzazione dalla Democrazia Cristiana e dal Partito Socialista per dare una lezione alla DC. La diversità di comportamento di Cosa Nostra in queste due diverse occasioni, elezioni del giugno dell'87, dopo la legge Mancino-Violante, elezioni del giugno del 91, dopo il decreto legge Martelli, dimostra che alle soglie della decisione della Cassazione, che è del gennaio del 92, erano state date garanzie ritenute affidabili che la promessa di Andreotti sarebbe stata da lì a poco mantenuta. A quella data, come si è esposto nel capitolo precedente, infatti esistevano ancora tutti i presupposti perché la promessa venisse mantenuta, in quanto il dottor Brancaccio non aveva ancora sostituito, come sappiamo, il dottor Valenti al dottor Molinari quale presidente del collegio che doveva decidere sul maxi. Questa circostanza, e cioè l'impegno di Cosa Nostra nelle elezioni regionali del giugno 91, dimostra inoltre che la vendetta di Cosa Nostra nei confronti di Andreotti, iniziata con l'omicidio Lima nel marzo del 92, non è assolutamente correlata all'emanazione del decreto legge 1 marzo 1991 né agli altri provvedimenti di legge assunti in precedenza, ma esclusivamente all'esito negativo per l'organizzazione della sentenza della Cassazione emessa in data 30 gennaio 1992. È solo la sentenza della Cassazione
che determina la reazione di Cosa Nostra nei confronti di Andreotti. L'annullamento della sentenza del Maxi avrebbe infatti completamente azzerato e rimosso le conseguenze negative dei provvedimenti di legge precedenti, che si erano risolti nella sostanza in un prolungamento dei termini di custodia cautelare in carcere. Di contro, la conferma della sentenza da parte della Cassazione non solo segnava una sconfitta storica di Cosa Nostra, ma dimostrava l'inutilità di tutti i sacrifici sopportati in precedenza, scatenando così a posteriori la reazione anche per quei provvedimenti di legge prima tollerati come un prezzo da pagare in attesa della soluzione finale. Per questi motivi il comportamento dell'organizzazione in occasione delle elezioni regionali del giugno del 1991 assume nella ricostruzione accusatoria un significativo rilievo da un punto di vista probatorio, rilievo che si riflette direttamente sui rapporti tra Cosa Nostra e l'imputato, il quale peraltro, ma direi che questo è un aspetto secondario, come si dimostrerà, svolse in quelle elezioni un ruolo di protagonista nel sostenere personalmente candidati della sua corrente organici a Cosa Nostra o legati all'organizzazione. Per questo esporremo le risultanze su questo impegno di Cosa Nostra nelle elezioni del giugno 91, perché riteniamo appunto che sia la dimostrazione che ancora a quella data il rapporto esisteva e che dopo il giugno 91 succede qualche cosa che lo rompe. Le dichiarazioni di Sino, ne avevo già accennato in udienza precedente, le riassumo perché sono l'incipit di questo nuovo capitolo. Sino, dopo aver parlato sui rapporti con Lima, ha riferito che nel 1991 appunto era stato emanato il decreto legge Martelli, a seguito del quale erano stati ritradotti in carcere alcuni uomini d'onore scarcerati per decorrenza dei termini, ed egli aveva sentito all'interno di Cosa Nostra delle generiche lamentele. In quel periodo, quindi siamo dopo il marzo del 91, un giorno aveva incontrato Giovanni Brusca, il quale con noncuranza gli aveva detto: Angelo, questo è il gioco della torre, se fosse per te chi ammazzeresti, Lima o Mannino? Egli aveva risposto preoccupato che l'omicidio di Lima avrebbe destabilizzato Andreotti e si sarebbe determinata una reazione fortissima. Aveva quindi riferito l'accaduto a Lima alla presenza di Ignazio Salvo, ma i due non si erano affatto mostrati preoccupati. Lima aveva detto che era al corrente, che lo volevano ammazzare, e aveva aggiunto che Andreotti aveva la memoria di un cammello e non si era dimenticato che nell'87 Cosa Nostra aveva sostenuto il Partito Socialista. Così si era tolto la pietra alla scarpa. Ignazio Salvo aveva detto a Lima che non doveva preoccuparsi e che nessuno lo avrebbe mai ucciso. Successivamente Lima gli aveva chiesto di attivarsi per sostenere i candidati della corrente andreottiana nella campagna elettorale per le elezioni regionali del giugno del 91. Sino aveva chiesto il consenso a Giovanni Brusca, che glielo aveva proibito. Ma in seguito Lima e Ignazio Salvo gli avevano comunicato che i vertici di Cosa Nostra avevano dato la loro autorizzazione. Quindi tutto questo si svolge tra febbraio e il giugno del 91. In effetti il Sino, nel chiederne conferma a Giovanni Brusca, si era reso conto che questi aveva mutato atteggiamento, in quanto, a differenza di prima, non si era più opposto. Egli si era quindi attivato in varie province della Sicilia, facendo campagne elettorali a tappeto per gli uomini della corrente andreottiana, ed aveva verificato che anche gli uomini d'onore si erano mobilitati in tal senso nelle varie province. A Trapani, per esempio, Francesco Messina, detto Mastro Ciccio, capo del mandamento di Manzana del Vallo, gli aveva detto che aveva avuto la direttiva di Cosa Nostra di sostenere il candidato andreottiano Giuseppe Giammarinaro, uomo dei Salvo. Ad Agrigento era stato sostenuto Sciangula, a Palermo Purpura. Nel corso della campagna elettorale Lima lo aveva anche incaricato di fare avere 100 milioni, parte del provento delle tangenti su appalti gestiti dalla provincia di Palermo, all'avvocato Raffaele Bevilacqua, candidato andreottiano nella provincia di Enna e uomo d'onore. Egli aveva dato la somma in questione a Gaetano Leonardo, rappresentante di Cosa Nostra per la provincia mafiosa di Enna, affinché a sua volta la consegnasse al Bevilacqua. I candidati andreottiani avevano ottenuto in quelle elezioni un grande successo.
Sino dunque, affrontando il tema della campagna elettorale per la regione del 91, dice due cose importanti. Innanzitutto che i vertici di Cosa Nostra avevano dato il loro consenso alla mobilitazione delle famiglie mafiose in favore dei candidati andreottiani. Quindi abbiamo un primo momento in cui Giovanni Brusca esprime una propria opinione personale a seguito del decreto legge Martelli, e un secondo momento in cui Lima e Ignazio Salvo richiamano Sino e gli dicono che i vertici di Cosa Nostra, quindi superiori collegialmente a Giovanni Brusca, hanno deciso di appoggiare Giovanni Brusca. Infatti non dice niente. Questi due momenti sono essenziali perché avvengono prima del giugno. Quindi il decreto legge Martelli determina un momento di sofferenza momentaneo che viene però superato, tant'è che c'è questa decisione di vertice di impegnarsi ancora una volta per la corrente andreottiana. In secondo luogo, Sino cita espressamente questi candidati nelle persone di Purpura a Palermo, Gianmarinaro a Trapani, Bevilacqua ad Enna, Sciangula ad Agrigento, spiegando che essi avevano ricevuto il pieno appoggio delle famiglie mafiose delle rispettive province e che egli stesso aveva girato in lungo e largo la Sicilia per garantire la migliore riuscita della campagna elettorale. Queste dichiarazioni hanno trovato ampie, circostanziate conferme, sia grazie alle dichiarazioni di altri collaboratori, sia di testimoni, sia di documenti. Ma prima ancora di esporre queste risultanze, il primo dato che voglio sottoporre all'attenzione del Tribunale è che attraverso la semplice consultazione dei tabulati delle elezioni in regione del 1991, e al riguardo è stato acquisito all'udienza del 15 maggio 91 il manuale parlamentare dell'Assemblea regionale siciliana che riporta questi voti, si può constatare. È stato acquisito con ordinanza del Tribunale all'udienza del 15 dicembre 98. Si può constatare che dei 90 seggi disponibili presso l'Assemblea regionale siciliana, in quella tornata elettorale 39 seggi venivano conquistati dalla Democrazia Cristiana. Ben 10 di questi furono appannaggio di candidati appartenenti alla corrente di Giulio Andreotti, cioè i candidati andreottiani furono quelli che si piazzarono alla prima posizione, seguiti immediatamente dai candidati della corrente di sinistra. 10 gli andreottiani, 9 i candidati della sinistra. In particolare a Palermo l'onorevole Sebastiano Purpura, poi su questi dati torneremo, che raccoglieva 84.249 voti, classificatosi come il più votato candidato democristiano della Sicilia. A Trapani poi Giuseppe Gianmarinaro, che raccoglieva 50.264 voti, classificatosi come il candidato più votato a Trapani. Ad Agrigento Salvatore Sciangula, a Messina l'onorevole Giuseppe Merlino, che il Tribunale conosce perché ne abbiamo parlato in altre vicende, raccoglieva 70.784 voti, classificandosi come deputato più votato in quella circoscrizione. A Catania l'onorevole Giuseppe Firrarello, l'onorevole Domenico Sudano, l'onorevole Filippo Drago, figlio di Antonino Drago, a Siracusa l'onorevole Fausto Spagna e l'onorevole Spoto Puleo, a Ragusa l'onorevole Alfredo Gurrieri. Che queste persone appartenevano alla corrente andreottiana risulta per alcuni da ampie citazioni processuali, Purpura, Gianmarinaro, Sciangula, Merlino. Per gli altri risulta dalla documentazione che è stata acquisita dal Tribunale sempre all'udienza del 15 dicembre 98. Si tratta di documentazione giornalistica però che riproduce delle locandine, ad esempio un comizio a Ragusa, Andreotti, Tizio e Caio saranno presenti al Cinema Nazionale per il comizio elettorale, quindi ci sono gli abbinamenti e ci sono anche articoli di stampa, compresi quelli che sono stati prodotti dallo stesso imputato. Il trionfo degli uomini della corrente andreottiana, che d'un sol colpo avevano scalzato gran parte dei candidati della sinistra democristiana, veniva sottolineato con grande risalto anche dalle cronache della stampa locale. Così ad esempio sul quotidiano Il Giornale di Sicilia dell'edizione del 19 giugno 91, questo per esempio acquisito all'udienza del 15 dicembre 98, titolo
corrente per corrente, la suddivisione dei 39 deputati scudo crociati. Ecco la nuova geografia della DC, il gruppo più forte è quello degli andreottiani, seguito a ruota dagli amici di Mannino, e c'è tra l'altro l'elenco che io vi ho esposto. Giulio Andreotti, sentito a Perugia all'udienza del 6 ottobre 98, dinanzi a quella corte d'assise, ha dichiarato di non ricordare neanche il nome di uno solo dei candidati a quelle elezioni regionali, affermando che di quella competizione elettorale egli non aveva conservato memoria, perché la sua corrente non aveva avuto un particolare successo. Rispondendo alle domande dell'avvocato Galassi, legale della parte civile. È appena il caso di sottolineare che l'imputato, anche in questo caso, non ha detto la verità. Non ha detto la verità non tanto e non solo perché, come abbiamo visto, i candidati alle elezioni regionali 91 i suoi candidati avevano riportato, diversamente da quanto egli ha affermato, un sorprendente e clamoroso successo elettorale in tutta la Sicilia. Ma egli non ha detto la verità deliberatamente su altre due ben più vistose circostanze, e cioè A, sul suo diretto e personale coinvolgimento in quelle consultazioni, nella fase dell'individuazione, della scelta, dell'imposizione in lista di alcuni candidati mafiosi. È il caso di cui parleremo dell'avvocato Raffaele Bevilacqua. B, sul suo diretto e personale coinvolgimento nella fase cruciale della campagna elettorale in tutte le province della Sicilia. In ordine a questo punto, basti ricordare, e su questo torneremo nel capitolo successivo, che egli, Andreotti, partecipò personalmente ai comizi elettorali di Purpura il 23 maggio 91 a Palazzo Gamma, in apertura della campagna elettorale, di Giammarinaro l'11 giugno 91 al Pala Granata di Trapani, di Sciangula l'11 giugno 91 al Pala Congressi del villaggio Mosè di Agrigento, di Merlino il 12 giugno del 1991 alla Fiera di Messina, di Drago, Firarello e Sudano il 12 giugno 91 al Cinema Golden di Catania, di Fausto Spagna di Spotopuleo il 12 giugno 91 al Teatro Vasquez. Eppure non si ricorda niente. Il caso Bevilacqua. La storia dell'avvocato Bevilacqua e della sua candidatura alle elezioni regionali 91 è stata rievocata in udienza dall'onorevole Giuseppe Abbata, esponente di spicco della democrazia siciliana ed ex segretario provinciale della Democrazia Cristiana Denna. Nei mesi precedenti l'appuntamento elettorale del giugno 91, anche su sollecitazione della segreteria nazionale del partito, guidata dall'onorevole Ciriaco De Mita, che voleva scongiurare il possibile inserimento in lista di personaggi legati alla criminalità mafiosa, l'onorevole Abbate, all'epoca segretario provinciale del partito ad Enna, aveva investito di questa preoccupazione l'allora prefetto Andrea Gentile di Enna, rappresentandogli le voci insistenti che circolavano intorno alla persona dell'avvocato Raffaele Bevilacqua e ai suoi rapporti con ambienti mafiosi per averne eventuale conferma. In quel periodo Bevilacqua, collocato nella corrente andreottiana, aspirava ad ottenere una candidatura nella lista da presentare alle elezioni regionali. Al contempo frequentava personaggi del calibro di Liborio Miccichè, originario di Pietraperzia, di cui era conosciuta la statura mafiosa, nonché altri personaggi di cui era conosciuta l'appartenenza alla consorteria criminale. Abbate ha ricordato che Enna Bevilacqua era sostenuto dal capo della locale corrente andreottiana, il dottor Aldo Alerci, che ha spiegato è sempre stato il riferimento di prima nel territorio provinciale, e poi che Bevilacqua aveva avuto il sostegno della corrente andreottiana perché a un convegno definito economico che si tenne nel novembre dell'anno precedente, il 90, nella cittadina del Bevilacqua, a Bevafranca, Lima aveva preannunciato la candidatura di Bevilacqua alle elezioni regionali e la stampa ne aveva dato abbondantemente menzione. La presenza dei leader andreottiani in appoggio a Bevilacqua in occasione di questa riunione a Bevafranca è stata ricordata in udienza anche dall'onorevole Mario D'Acquisto. In occasione di quel convegno della corrente andreottiana, Lima aveva preso netta posizione sulla candidatura di Bevilacqua alle elezioni regionali, rafforzando le sue aspettative e dando ai presenti l'assicurazione che il suo protetto sarebbe stato certamente candidato in nome per conto della corrente. Pochi giorni dopo il primo incontro con il prefetto Abbate era stato convocato nuovamente al prefetto di Enna,
che, indicandogli un grosso volume appoggiato sulla sua scrivania, gli aveva rivelato che esistevano numerosi elementi attraverso cui risultava accertata la frequentazione di soggetti malavitosi da parte del Bevilacqua. Abate a questo punto aveva chiesto al prefetto di trasferire egli stesso tutti gli elementi conoscitivi e le notizie raccolte in prefettura alla direzione nazionale della Democrazia Cristiana che gliene aveva fatto richiesta. Fin da subito, frattanto, Abate aveva rappresentato all'interno degli organi direttivi della Democrazia Cristiana di Enna il bagaglio di notizie apprese, allorquando si era presentato il momento di decidere sulle candidature e predisporre la lista per la competizione elettorale. Tutto il lavoro preparatorio doveva essere discusso, valutato, deciso e poi infine approvato dagli organi nazionali del partito. Abate, per maggiore correttezza, si era autosospeso dal suo incarico di segretario provinciale proprio perché candidato all'elezione del 16 giugno. La commissione elettorale che doveva decidere sulle candidature era presieduta dall'ex presidente della regione, onorevole Giuseppe D'Angelo. La commissione, posta davanti ad elementi tanto gravi e circostanziati, non era nella condizione di poter approvare una lista che contemplasse anche la presenza di Raffaele Bevilacqua e dunque aveva deciso di trasferire tutte le segnalazioni di inserimento in lista pervenute fino a quel momento al comitato provinciale affinché assumesse le decisioni del caso. In comitato provinciale si era svolto un vivace dibattito nel quale erano state discusse tutte le candidature. Alla fine erano stati approvati i 4 nominativi da inserire nella lista da presentare alle elezioni regionali, nelle persone di Abate, Plumeri, San Marco e Rizzo. Tutti gli altri, tra questi anche Bevilacqua, che aveva riscosso pochissimi consensi nelle votazioni dell'organismo interno, erano da considerarsi non inseriti in lista. Il risultato del voto del comitato provinciale e il relativo verbale era stato poi trasferito all'attenzione della direzione nazionale a Roma. Ed è a Roma, alla direzione nazionale ADC, che la lista per le elezioni regionali in Sicilia, ricorda Abate, era stata modificata. Dei 4 candidati proposti, frattanto, Rizzo aveva ritirato la propria candidatura e la direzione al suo posto aveva designato l'avvocato Bevilacqua, contraddicendo in pieno le indicazioni del comitato provinciale della DC di Enna, che su quella candidatura aveva registrato scarsissimi consensi. Abate, che conosceva bene il curriculum di Bevilacqua, era andato a trovare l'onorevole Mattarella, che era all'epoca uno dei vertici nazionali più autorevoli del partito, per riferirgli le sue preoccupazioni. Ma la situazione non era mutata. La campagna elettorale si era svolta all'insegna delle violenze e delle intimidazioni. Era stato stabilito, ad esempio, che il comizio che doveva precedere il voto del 16 giugno, da tenere a Pietraperzia, avrebbe dovuto essere riservato proprio ad Abate. Il comizio era iniziato e, come sempre avviene in queste circostanze, Abate, dopo la presentazione di rito, avrebbe dovuto prendere la parola. A quel punto era arrivata una folla preceduta dal Bevilacqua, che era affiancato dai mafiosi Liborio Miccichè e Salvatore Saitta. Il Bevilacqua, salito sul palco, aveva chiesto minacciosamente la parola e, non contento di ciò, dopo un comizio dei toni estremamente duri nei confronti di Abate, aveva fatto in modo che l'intervento di questi dal palco fosse relegato alla fine di altri e numerosi interventi non preventivati. Al termine del comizio, Abate e i suoi sostenitori erano stati fatti bersaglio di intimidazioni, violenze ed atti vandalici. Il resto della campagna elettorale non aveva avuto corso diverso e si era svolta all'insegna di un clima di pesante e persistente intimidazione. Alle elezioni regionali, tuttavia, Bevilacqua era risultato il primo dei non eletti. Dopo le elezioni regionali, a fronte dei violentissimi attacchi personali che gli erano stati diretti contro da Bevilacqua, il suo gruppo Abate aveva convocato una conferenza stampa presso la sede della regione, nella quale aveva denunciato il fatto che la candidatura di Bevilacqua era stata imposta da Lima e da Andreotti. Lo stesso Abate ha confermato infine di essere venuto a conoscenza pochi mesi dopo le elezioni dell'esistenza di un progetto per la sua uccisione. La testimonianza di Giuseppe Abate ha trovato numerosi e circostanziati riscontri. Il testo dell'onorevole Sergio Mattarella, nel confermare la sostanza del racconto di Abate, ha ricordato che nel corso della direzione nazionale egli ed altri tentarono di evitare la candidatura del Bevilacqua, esternando il problema delle sue frequentazioni pericolose. E tuttavia, in assenza di riscontri concreti, tale linea non era passata, sicché era prevalsa la linea di Lima
e degli altri andreottiani presenti, Sbardella, Baruffi, Forse, Evangelisti, i quali avevano posto la questione dell'inserimento in lista del Bevilacqua esclusivamente sotto il profilo di una equilibrata presenza di tutte le correnti. Testuale, arrivarono anche a dire che rinunziavano non so se a una o a 2 candidature in altre province pur di avere questa. Erano convinti che sarebbe stato eletto e ottennero questa candidatura. Quale fosse la caratura mafiosa del Bevilacqua e quale serio pericolo di essere assassinato avesse corso l'onorevole Abbate è stato riferito in udienza dal collaboratore giustizia Leonardo Messina. Il Messina ha raccontato di aver conosciuto fin da giovane l'avvocato Raffaele Bevilacqua proprio nel periodo in cui egli aveva lavorato presso la miniera Pasquasia, nella quale peraltro alcuni lavori venivano appaltati alla cooperativa La Pietrina, controllata da Liborio Borino Miccichè, capo della famiglia mafiosa di Pietraperzia, e appunto dall'avvocato Bevilacqua, esponente andreottiano, capo della famiglia mafiosa di Barrafranca. Incidente tantum va sottolineato che Borino Miccichè era stato eletto nelle liste della DC alla carica di consigliere comunale presso il comune di Pietraperzia ed era un militante della corrente andreottiana e sempre a Pietraperzia è stato assassinato il 4 aprile 92 mentre era intento a distribuire il volantino elettorale dell'onorevole Luigi Foti, esponente andreottiano, quell'anno candidato alle elezioni politiche per la Camera dei Deputati. Soffermandosi sui rapporti tra mafia e politica, Messina ha poi rievocato il periodo delle elezioni regionali del 91, allorquando Bevilacqua si era presentato nella lista della DC. In quell'occasione, ha ricordato Messina, l'avvocato, testualmente, ha avuto l'appoggio di tutta la provincia di Cosa Nostra e difatti è stato il primo dei non eletti. Cosa Nostra non solo ha messo le sue forze a disposizione, le sue parentele e le sue cose, ma in quell'occasione ci sono stati anche dei brogli elettorali, a dire di Borino Miccichè, del fratello dell'avvocato Bevilacqua, che è pure uomo d'onore, che è Gaetano Bevilacqua. Il periodo immediatamente successivo alla mancata elezione di Bevilacqua è stato efficacemente descritto dal collaboratore di giustizia. Testualmente, Borino Miccichè, in quei giorni della non elezione dell'avvocato Bevilacqua, una sera eravamo nello studio dell'avvocato Bevilacqua, c'era una persona seduta con la barba di là del bancone, poi c'era questo Gaetano Bevilacqua, poi c'era un altro uomo d'onore della famiglia di Barrafranca. Dicevano che di lì a poco bisognava aprire le sezioni andreottiane in tutta la provincia di Enna. In quel periodo Borino era come esaltato, come di lì, perché poi si è messo a dire che bisognava ammazzare ad uno che era stato eletto per avere la possibilità di portare l'avvocato Bevilacqua alla regione Sicilia. Quindi bisognava uccidere un candidato che era stato eletto di modo che Bevilacqua, prima di non eletti, potesse subentrare. Le notizie giunte all'orecchio dell'onorevole Abbate dunque erano fondate. Il gruppo mafioso che faceva capo a Miccichè e a Bevilacqua aveva in progetto di uccidere il deputato regionale. In questo modo, ha spiegato Leonardo Messina, Bevilacqua sarebbe subentrato al posto di quello morto. Messina, infine, ha rievocato un episodio importante, accaduto subito dopo le elezioni regionali del 91. Un giorno egli aveva accompagnato il Miccichè a Pietraperzia ed insieme i due si erano recati dall'avvocato Bevilacqua. Testuale. Un giorno, dice, andiamo a trovare a Raffaele Bevilacqua, e siamo andati. E invece da dove lo studia in quell'occasione non c'era. Borino bussò in una porta a piano terra, di fronte allo studio. L'avvocato Bevilacqua uscì, che si stava sistemando la camicia, e ci salutammo, ci siamo abbracciati, e disse che se ne doveva andare, perché aveva un appuntamento con Giulio Andreotti a Roma, per discutere della sua non elezione, per le cose politiche. In quell'occasione si parlò pure di denari, ma già io sapevo, me l'aveva detto Borino, che Andreotti gli aveva fatto avere 300 milioni per le sue spese politiche. E infatti Sino ha detto che Lima lo aveva incaricato di consegnargli 100 milioni che egli poi diede a questo Gaetano Leonardo per farlo avere a Bevilacqua.
Dunque, ricapitolando, in questa fase della deposizione Messina ha dichiarato che subito dopo le elezioni regionali Bevilacqua aveva comunicato a Mucciché che era andato a trovarlo in compagnia di Messina, che egli aveva un appuntamento a Roma con Giulio Andreotti, che dovevano parlare del fatto della sua non elezione. L'episodio è riscontrato. Infatti è stato acquisito al fascicolo del dibattimento il documento 88 bis. Si tratta di intercettazioni telefoniche che sono state effettuate proprio in questo periodo elettorale tra Bevilacqua, Micciché ed altri esponenti mafiosi. Si tratta di una serie di intercettazioni sulle utenze telefoniche intestate alla società Ilcec, in uso a Liborio Bonino Micciché, nell'ambito delle quali sono state individuate alcune chiamate che hanno ad oggetto l'accaparramento dell'appalto di manutenzione presso la miniera di Pasquasia da parte di Liborio Micciché, amministratore della citata società e cointeressato alla cooperativa La Pietrina. In 3 telefonate, in particolare, emerge il ruolo dell'attività del Bevilacqua e di Salvo Lima, interessati a garantire che l'appalto venga riaffidato alla cooperativa, controllata da Cosa Nostra. Ma quella che interessa, in relazione alla dichiarazione di Messina che ho letto prima, è questa telefonata. È una telefonata del 4 settembre del 91, a poche settimane di distanza dall'elezione del giugno. Liborio Micciché chiama dall'utenza numero 0934 46 0085 della ICERC SRL Calcestruzzi, con sede in Pietraperzia, che era sotto controllo. Chiama un numero telefonico intestato a Cascio Salvatore di Caltanissetta. Con il suo interlocutore Micciché affronta temi relativi a nuovi progetti di investimenti e lavori che dovrebbero essere sostenuti da alcuni buoni politici. Ma nella prima parte della telefonata egli commenta amaramente con il suo interlocutore il tradimento di alcuni amici in occasione delle votazioni del giugno. Il problema, spiega il suo interlocutore, testuale trascrizione, è stato che qualcuno all'ultimo momento, come è consuetudine nel discorso della politica, che negli ultimi 2 giorni chiudono possibilmente determinati accordi e possibilmente qualcuno si dimentica che magari ha un posto e una carica perché gli amici lo hanno favorito tantissimo, tipo il nostro amico Michele Lauria, che in effetti da un accordo che doveva farci votare non ci ha dato assolutamente niente. Noi abbiamo dimostrato che abbiamo portato 19.000 voti e sono tutti voti, gente, amici, eccetera, fuori dal partito, e la cosa certo un po' li ha fatti. È nell'ambito di questa conversazione che emerge un'importantissima circostanza. Micciché confida al suo interlocutore, questo Cascio, che la mancata elezione dell'avvocato Bevilacqua ha comunque attenzione direttamente a Roma. Testuale. Infatti c'è direttamente un contatto con Andreotti e con Lima, per cui non ci sono problemi. D'altronde gli hanno dato assicurazione a Bevilacqua che per quello che ha promesso faranno il possibile o anche l'impossibile per garantire. Sì, no, per garantire, chiaro. E poi il punto: l'indomani della notizia è stato convocato direttamente con Andreotti, che gli ha detto non ti preoccupare. Questa è una telefonata, dicevo, del 4 settembre del 91. E questo Micciché, nel parlare con Cascio, dice che l'indomani della notizia della non elezione, così come aveva detto Messina, Bevilacqua era stato convocato direttamente con Andreotti, che gli aveva detto non ti preoccupare. Le dichiarazioni di Messina hanno trovato ulteriore riscontro nella deposizione resa in udienza dal collaboratore di giustizia Paolo Severino, già uomo d'onore della provincia di Enna, che ha confermato i rapporti di amicizia e di confidenzialità che esistevano tra il Messina, il Micciché e il Bevilacqua. A parte tutto abbiamo prodotto un'ampia documentazione da cui si dimostrano le cointeressenze societarie del Bevilacqua e del Micciché. E poi vi sono state le deposizioni in udienza degli ispettori della DIA che hanno tracciato un profilo di Micciché, di Bevilacqua e dell'organigramma mafioso della famiglia di Enna.
Severino ha ricordato anche l'impegno pieno e totale di Cosa Nostra in occasione delle elezioni regionali del 91 a sostegno della candidatura di Raffaele Bevilacqua, uomo d'onore, e di altri candidati della corrente andreottiana. Il Severino anzi ha ricordato che anche in occasione delle elezioni provinciali del 90 il sostegno degli uomini d'onore era stato indirizzato ai candidati andreottiani dell'ADC e in particolare proprio a Raffaele Bevilacqua. Severino ha poi sottolineato che Liborio Miccichè, capo della famiglia mafiosa di Pietraperzia, era stato ucciso all'interno di una faida mafiosa proprio il giorno prima delle elezioni politiche del 92, mentre stava distribuendo dei facsimili elettorali. Anche Bevilacqua, alleato del Miccichè, in quel periodo era entrato nel mirino delle cosche avversarie. Il caso Gianmarinaro. Dicevamo all'inizio che in occasione delle consultazioni regionali del 91 Angelo Sino si era tra l'altro recato anche a Trapani per sollecitare Francesco Messina, Mastro Ciccio, capo del mandamento di Mazzara del Vallo, ad impegnarsi nella campagna elettorale a favore degli andreottiani. Qui il Messina gli aveva detto di avere già ricevuto precise direttive dai vertici di Cosa Nostra per sostenere il candidato andreottiano Giuseppe Gianmarinaro. Le dichiarazioni di Sino hanno trovato pieno riscontro nel racconto del collaboratore Bartolomeo Addolorato, il quale ha rievocato in udienza le modalità attraverso cui gli uomini d'onore del Trapanese si erano mobilitati per sostenere Giuseppe Gianmarinaro in occasione di quell'appuntamento elettorale. Addolorato ha ricordato che alla raccolta di voti per Gianmarinaro si erano interessati Pasquale Messina e Nino Riservato, che gestivano la zona della marina di Mazzara del Vallo, Pino Burzotta, che controllava via Salemi, Rino Bocina e Vito Coffa. Gli uomini d'onore, ha ricordato Addolorato, si erano interessati a sostenere Gianmarinaro perché quando si parlava di lui si diceva «questo è Cosa Nostra, appartiene a noi altri». Il Bocina, ha ricordato Addolorato, aveva offerto 100 milioni per sostenere la campagna elettorale attraverso la distribuzione di generi alimentari. Il collaboratore ha ammesso di non conoscere i dettagli dell'attività del Gianmarinaro in favore delle cosche mafiose, al di fuori di un singolo episodio. Giuseppe Bono, uomo d'onore della famiglia mafiosa del borgo di Palermo, era proprietario di un peschereccio, il Trionfale, che era affondato e che andava recuperato con l'ausilio di una gru per essere portato alla demolizione ed ottenere il contributo previsto in questi casi dalla normativa regionale. Grazie all'intervento di Gianmarinaro, ha spiegato Addolorato, il Bono era riuscito ad ottenere gratuitamente l'intervento di una grossa gru della Sailem e a portare a termine l'operazione che gli aveva fruttato quasi $500 milioni di lire. Anche Gioacchino Pennino ha ricordato in udienza di aver conosciuto di vista il Gianmarinaro, che ricorda ha collocato all'interno della corrente andreottiana e legato ai cugini Salvo. Ancora Giovanni Brusca ha ricordato in udienza di aver sentito parlare di Gianmarinaro da Ignazio Salvo, da Giuseppe Sinacori, da Matteo Messina Denaro e da Andrea Mangiaracina. Egli sapeva che era un uomo politico vicino a Ignazio Salvo, che era collocato nella corrente andreottiana e che era disponibile con i Salvo e con i loro amici, intendendo come tale anche gli uomini d'onore. La pessima reputazione di Gianmarinaro era conosciuta bene anche all'interno della Democrazia Cristiana. Il testo onorevole Sergio Mattarella ha ricordato che il fratello Piassanti, prima da assessore regionale al bilancio e poi da presidente della regione, si era opposto strenuamente, fino alla data della sua morte, a fornire il necessario parere favorevole alla richiesta di costituzione di una cassa rurale a Salemi, richiesta avanzata da Ignazio Lopresti e poi da Giuseppe Gianmarinaro, che avrebbero dovuto esserne rappresentanti amministratori. Il rifiuto di Piassanti Mattarella era stato motivato dalla consapevolezza che Lopresti e Gianmarinaro era un'espressione organica dei cugini Salvo. Il parere favorevole della Regione fu dato quasi un anno dopo la morte di Mattarella, ma fu successivamente bloccato dall'intervento della Banca d'Italia. L'onorevole Mattarella ha sottolineato in udienza che Gianmarinaro non godeva di una buona reputazione all'interno della Democrazia Cristiana. Il fatto stesso che gravitasse nell'area di influenza dei Salvo era elemento che di per sé ne caratterizzava la figura e l'operato. C'erano inoltre dei dubbi sulla cristallinità delle sue frequentazioni e dei suoi rapporti d'affari. Gianmarinaro, ha ricordato Mattarella, dopo essere stato doroteo, era divenuto andreottiano
quando la corrente dorotea del Trapanese si era dissolta e si era formato per la prima volta un nucleo che faceva riferimento a Giulio Andreotti. Questo era accaduto sul finire degli anni '80. L'ispettore della DIA, il dottor Franco, ha confermato la partecipazione nell'ottobre '87 presso l'Hotel Palace di Gianmarinaro a un convegno della corrente andreottiana. A causa di questi stretti rapporti con il gruppo De Salvo, anche la candidatura di Gianmarinaro aveva trovato l'opposizione di Mattarella in occasione della riunione della direzione nazionale della Democrazia Cristiana, che doveva dare l'ultima parola sulle liste da presentare alle competizioni regionali del '91. Tuttavia, ha ricordato Mattarella testualmente, la convinzione di metterli in lista era così forte nel suo gruppo che vi fu incluso. Era così forte la convinzione di metterli in lista perché c'era quella sorta di ripartizione dei posti fra le correnti che non vi era modo di impedirlo. Anche il testo onorevole Giuseppe Campione ha ricordato in udienza di avere conosciuto il Gianmarinaro fin da quando era esponente delle associazioni giovanili della DC, per averlo incontrato in qualche congresso. Egli poi lo aveva rivisto in occasione della sua elezione al Parlamento regionale, poiché il suo caso era stato sottoposto all'attenzione della Commissione regionale sulle irregolarità elettorali, che Campione a quel tempo presiedeva. L'inchiesta, che era nata dalla denuncia pubblica di alcuni parlamentari in aula e che chiamava in causa il Gianmarinaro con riferimento a esosissime e ingiustificate spese affrontate durante la campagna elettorale, non aveva portato ad alcun esito. In quella sede Campione aveva appreso che Gianmarinaro faceva parte della corrente andreottiana e che era vicino ai Salvo. La campagna elettorale per le regionali il Gianmarinaro l'aveva condotta davvero in grande stile, sommando al sostegno di Cosa Nostra anche quello personale di Giulio Andreotti. Infatti Giulio Andreotti veniva appositamente da Roma per partecipare in data 11 giugno 1991 al Pala Granata di Trapani al comizio che avrebbe suggellato la grande affermazione elettorale di Gianmarinaro. Al riguardo sono state prodotte videocassette registrate, un'ampia documentazione fotografica. Presenti circa 2.500 persone. Giuseppe Gianmarinaro veniva eletto, come ho detto, con 50.264 voti di preferenza su 109.261 di lista, una percentuale del 46% del totale dei voti di lista. Scriveva l'indomani il giornalista del Giornale di Sicilia, l'edizione di Trapani, ad accompagnare Giulio Andreotti alla manifestazione trapanese il leader della corrente in provincia, Giuseppe Gianmarinaro, che ha definito il Presidente del Consiglio un meridionalista convinto, il segretario provinciale della DC, l'eurodeputato Salvo Lima, il parlamentare Mario D'Acquisto. Tutti costoro risultano in fotografia. Ma chi era davvero questo andreottiano di Trapani, che il senatore Andreotti aveva ritenuto di dover sponsorizzare personalmente, partecipando al suo comizio, salutandolo con un caloroso abbraccio e accreditandolo così agli occhi dell'opinione pubblica come un uomo a lui particolarmente vicino e nel quale egli riponeva piena fiducia. I collaboratori hanno raccontato della mobilitazione di Cosa Nostra per appoggiare quel candidato, ma Gianmarinaro era ben noto anche agli archivi degli organi di polizia, questure, carabinieri, guardia di finanza, alto commissariato antimafia, che da anni indagavano sul personaggio e sui suoi notori rapporti con esponenti mafiosi, che lo avevano proposto per misure di prevenzione e che gli avevano negato per tali motivi anche il porto d'armi. Su queste circostanze ha riferito all'udienza del 30 ottobre 97 l'ispettore Salvatore Bonferraro, che ha elencato una lunga serie di precedenti, io ne cito soltanto uno, in una nota acquisita presso la compagnia Carabinieri di Trapani dell'8/11 del 90. La compagnia Carabinieri di Mazzara nel Vallo comunicava alla prefettura di Trapani parere contrario al rinnovo di porto di pistole in favore del Gianmarinaro. Tra le argomentazioni addotte per il diniego del porto di pistola era scritto che l'interessato è sospettato di aver intrattenuto e coltivare tuttora illeciti rapporti non di semplice frequentazione con personaggi inquisiti in processi di mafia. Gianmarinaro, questo è sempre Bonferraro, dopo aver lavorato per un certo periodo in Germania come carpentiere, era tornato a Salemi e aveva costituito in data 13 gennaio 69 una società edile con Ignazio Lopresti, occupandosi della costruzione di un villaggio turistico nella località Scopello, Castellammare del Golfo, il villaggio Baia Luce. Ignazio Lopresti, come sappiamo, era marito di Maria Corleo, cugino della moglie di Nino Salvo. Gianmarinaro
Risulta essere stato legato anche al rapporto di amicizia e di affari con Clementi Francesco Paolo, ucciso a Salemi nell'87. Ancora Gianmarinaro nell'89, sempre Bonferraro che riferisce, ha partecipato alla funzione religiosa del matrimonio tra Ardagna Andrea da Salemi e Manno Margherita da Alcamo, quest'ultima figlia del mafioso Manno Nicolò da Alcamo, colpito da diversi provvedimenti restrittivi. In una nota del nucleo regionale di polizia tributaria della Guardia di Finanza, il Gianmarinaro viene poi indicato in un elenco di persone utilizzate come prestanome della famiglia e del gruppo Salvo. Vi sono poi alcuni atti allegati al fascicolo processuale del maxi processo, dai quali si rileva che il Gianmarinaro ha versato sul proprio conto corrente, intrattenuto presso la Banca Sicura di Salemi, alcuni assegni bancari tratti su un conto corrente intestato a Salvo Ignazio. Ma l'elemento più rilevante riferito a Bonferraro è quello relativo alla scoperta delle agenti degli schedari telefonici di Gianmarinaro, all'interno dei quali, sotto la voce Andreotti, vi erano annotati una serie di numeri di telefono: il numero 06 67 83 528, il numero 06 67 83 529, intestato alla Presidente del Consiglio, Piazza Minerva 38 Roma, il numero 06 78 81 113 con lo stesso indirizzo, poi altri 3-4 numeri. I rapporti tra Andreotti e Gianmarinaro dunque erano anche in questo caso personali e diretti. Altri numeri contenuti nelle rubriche cartacea informatica e Gianmarinaro sono quelli di Mario D'Acquisto, di Claudio Vitalone, di Susanna Lima e poi numerose utenze telefoniche di soggetti riconducibili all'entourage della famiglia Salvo. Vi erano tra l'altro tutti i numeri telefonici di casa e di ufficio del nipote di Andreotti, Luca Danese. Un'altra storia esemplare dunque è quella di Giuseppe Gianmarinaro, analogo a quella di Bevilacqua. Un ultimo accenno, e su questo abbiamo finito, su Purpura, primo eletto a Palermo. La dichiarazione di Angelo Sino sulle elezioni regionali 91 accende riflettori su questo personaggio. Sino ha ricordato, l'abbiamo detto prima, che in occasione di quella consultazione elettorale egli aveva cominciato a girare lungo e largo per tutti i centri della Sicilia facendo campagne elettorali per alcuni candidati andreottiani. Aveva amici e uomini d'onore, aveva addirittura ospitato tutto l'intero staff elettorale di Purpura, che faceva campagna elettorale in tutta la provincia di Palermo. Testuale: potete vedere, ha detto Sino, il risultato dei voti a Ganci e a San Giuseppe Jato, che Purpura ha fatto l'unplane sia a Ganci e sia a San Giuseppe Jato, che erano dei paesi dove io particolarmente avevo degli ancaggi, anche con molti operai, gente che lavoravano con me. Il contributo di consensi del popolo mafioso in favore di Purpura non era del resto quello che si può definire una novità. Nel corso della sua deposizione, infatti, Tullio Cannella, nel revocare i suoi trascorsi di militante e dirigente della Democrazia Cristiana, ha anche ricordato che intorno al 1976-78 egli aveva partecipato ad alcune riunioni elettorali nelle quali, al cospetto di capi mafia del calibro di Salvatore Greco e di Ignazio Pullarà, erano stati presentati alcuni candidati alla corrente andreottiana legati a Salvo Lima, tra questi anche Purpura. Cannella in particolare ha ricordato di avere ricevuto sollecitazioni da Salvatore Greco, il senatore, in favore appunto di Sebastiano Purpura. Purpura del resto, secondo quanto ha dichiarato Francesco Di Carlo, frequentava anche noti e potenti uomini d'onore, tra cui Mimmo Teresi, uomo di fiducia di Stefano Bontate, che con l'uomo politico palermitano era intimissimo, ha detto Di Carlo. Testualmente: Teresi era intimissimo anche con qualcuno che faceva corrente a Lima e che sarebbe Purpura, un politico palermitano, Purpura. Il nome di battesimo se lo ricorda, Sebastiano Purpura. Insomma, questo poi ha fatto il presidente dell'ospedale. Un contributo importante per raggiungere il risultato eccezionale conseguito alle regioni del 91 è raggiunto quindi ancora una volta dalla mobilitazione degli uomini d'onore. Ma il successo era stato assicurato anche dalla promozione personale e diretta del capocorrente, l'onorevole Giulio Andreotti, giunto a Palermo per aprire la campagna elettorale delle elezioni regionali e lanciare la candidatura di Purpura nella provincia di Palermo.
con lo stesso spirito con cui qualche settimana dopo a Trapani avrebbe chiuso la campagna elettorale di Giuseppe Giammarinaro e degli altri. Questo dunque quanto accadde nel giugno del 91, che è l'ultima volta che Cosa Nostra dà il suo contributo al potere andreottiano. Questo capitolo è un capitolo in cui Pubblica Accusa dimostrerà quali erano i termini del patto di scambio tra Andreotti e Cosa Nostra. Una piccola, brevissima premessa. Nel corso dell'esposizione crediamo che le risultanze dibattimentali hanno dimostrato alcuni punti che in estrema sintesi possiamo riassumere. Salvo Lima, uomo figlio di un uomo d'onore della famiglia mafiosa Palermo Centro, dall'inizio della sua carriera politica e sino a pochi mesi prima di essere ucciso fu espressione organica di Cosa Nostra, di immanente il costante punto di riferimento dell'organizzazione pur a seguito del mutamento degli assetti di potere interni. 2. Da quando, alla fine degli anni 60, Lima e il suo seguito aderirono alla corrente andreottiana, contribuendo a determinarne la crescita in campo nazionale, Andreotti, capo della corrente, divenne il referente di Cosa Nostra. 3. L'organizzazione mafiosa, prima nella sua componente tradizionalista, facente capo a Bontate, Badalamenti e Inzerillo, e poi dall'81, nella sua totalità, si mobilitò tutte le sue risorse a sostegno di questa corrente. 4. Tale mobilitazione si esplicò in occasione di tutte le elezioni nazionali e regionali, sino a giugno del 91, con l'unica eccezione delle elezioni nazionali dell'87, e a far data al 79 anche in occasione delle elezioni per il Parlamento europeo in cui era candidato Lima. 5. L'organizzazione mafiosa si interessò anche delle vicende interne alla corrente, sia in occasione di alcuni congressi locali del Partito della Democrazia Cristiana, sia interferendo nella vita delle sezioni del partito, sia deliberando l'adesione di Vito Ciancimino, esponente organico dello schieramento corleonese, alla corrente andreottiana. 6. Dopo l'ingresso di Lima nella sua corrente, Andreotti iniziò ad avere rapporti con Cosa Nostra, sia mediati attraverso Lima e cugini Salvo, sia personali e diretti con i più importanti esponenti dell'organizzazione. 7. I rapporti personali di Andreotti con esponenti di Cosa Nostra, che è stato possibile accertare in questo dibattimento, hanno avuto per oggetto: 1. Interventi in relazione a competizioni elettorali, incontro con Coppola per elezioni regionali del Lazio del 70. 2. Decisioni da assumere per la soluzione di problemi politici poi sfociati in omicidi, incontri con Bontate ed altri nel 79-80 concernenti il problema Mattarella. 3. Interventi di Cosa Nostra sull''ndrangheta per fare cessare richieste estorsive ai danni di un industriale laziale, grande lettore di Andreotti, Casa Nardini. 4. Interventi di Andreotti per aggiustamenti di processi di grande rilievo, processo Orrino e maxi processi. Gli interessamenti di Andreotti nell'interesse dell'organizzazione si sono esplicati inoltre in molteplici altre forme, tra cui esemplificativamente interventi a favore di Michele Sindona, riciclatore dei proventi del traffico della droga di Cosa Nostra, colpito da mandato di cattura per bancarotto, intervento per il trasferimento di Luca Bagarella ed altri detenuti al supercarcere di Pianosa al carcere di Novara. Gli interventi di Cosa Nostra per Andreotti si esplicarono, oltre che in un costante sostegno alla sua corrente in Sicilia, anche nella consumazione di omicidi o nella progettazione di omicidi di persone che rischiavano di comprometterne l'immagine e la carriera politica, nell'esercizio di un'attività di intimidazione nei confronti di antagonisti politici della corrente andreottiana. Andreotti ha incontrato personalmente, faccio un brevissimo elenco: Frank Coppola, Benedetto Santapaola, Gaetano Badalamenti, Michele Greco, Stefano Bontate, Andrea Mangiaracina, Salvatore Rina e altri personaggi minori. I cugini Antonino e Ignazio Salvo, uomini d'onore della famiglia di Salemi. In sostanza, dunque, Andreotti era a disposizione di Cosa Nostra e l'organizzazione mafiosa era a disposizione di Andreotti. Ma l'istruzione dibattimentale ha messo in evidenza che l'elencazione dei fatti che ho indicato velocemente non esaurisce la complessità e l'intensità del rapporto tra l'imputato e l'organizzazione mafiosa.
Le risultanze processuali hanno infatti dimostrato che questi fatti sono solo la declinazione ed il momento di maggiore visibilità di un rapporto organico sottostante, molto più complesso e articolato. Quando si afferma che Andreotti aveva a disposizione Cosa Nostra, è di evidenza palmare che ciò non vuol dire che egli avesse a disposizione ogni singolo uomo d'onore in forza di un rapporto individuale con l'uomo d'onore. Andreotti, come è stato dimostrato, aveva rapporti con i vertici dell'organizzazione e poiché Cosa Nostra ha una struttura piramidale, era sufficiente rivolgersi ai vertici perché questi mobilitassero tutte le organizzazioni interne che era necessario coinvolgere per la soluzione dei vari problemi. Questo non avveniva, come emerso nel dibattimento, solo in una direzione unilaterale, cioè da Andreotti verso Cosa Nostra, ma anche all'inverso, e cioè da Cosa Nostra verso Andreotti. Andreotti infatti era a sua volta a capo di una struttura piramidale, la sua corrente, che si articolava in campo nazionale e che aveva in Sicilia uno dei suoi punti di forza con uomini inseriti in tutti i gangli vitali del circuito politico-istituzionale amministrativo, sotto la guida di Lima, capocorrente regionale, a sua volta subordinato a Andreotti. Le richieste di Cosa Nostra venivano così canalizzate attraverso i suoi capi al vertice nazionale e a quello regionale della corrente andreottiana, a seconda della natura dell'intervento che si richiedeva. Direttamente ad Andreotti se occorreva un suo personale intervento, a Lima per tutti gli interventi di ordinaria amministrazione che potevano trovare soluzione in sede locale. I due vertici della corrente, avvalendosi del loro ruolo di sovraordinazione gerarchica, mobilitavano poi le articolazioni interne della corrente e le loro relazioni personali per la soluzione dei problemi che interessavano Cosa Nostra. In realtà, quindi, si trattava di un rapporto che coinvolgeva attraverso i vertici le rispettive e sottostanti strutture organizzative. Tali strutture organizzative, pur costituendo due sottosistemi autonomi, aventi vite separate, confluivano attraverso la direzione dei rispettivi vertici all'interno di un unico sistema di potere, alimentandosi ciascuno delle risorse di potere dell'altro e interagendo nelle varie contingenze in piena sintonia. La trasformazione della corrente andreottiana in Sicilia in una struttura di servizio di Cosa Nostra fu determinata dalla consapevole volontà del suo vertice nazionale Andreotti, in pieno accordo con il vertice regionale nella persona di Salvo Lima, insieme al quale il primo ebbe più incontri personali con i vertici di Cosa Nostra. In tale trasformazione furono coinvolti numerosi esponenti della corrente e varie province della Sicilia, Palermo, Catania, Trapani, Enna, Siracusa, i quali, come hanno riferito i collaboratori, in alcuni casi erano uomini d'onore, Raffaele Bevilacqua, Francesco Mineo, Liborio Minciche, Branda Leone. In altri casi avevano rapporti organici con Cosa Nostra. Passiamo ora ad esaminare le univoche concordanze, risultanze dibattimentali sui quali si fonda il quadro probatorio che ho riassunto. All'udienza del 29 luglio 1997, Giovanni Brusca, nel riferire fatti specifici concernenti i rapporti tra Cosa Nostra e Andreotti, avvenuti in periodi nei quali Andreotti non rivestiva alcuna carica ministeriale, ha spiegato a domanda del pubblico ministero su questo punto che nei rapporti tra l'organizzazione mafiosa e Andreotti non aveva alcuna importanza quale carica istituzionale Andreotti rivestisse nel tempo. Infatti, quello che contava per Cosa Nostra, ha affermato, era il potere che Andreotti esercitava, virgolette, dietro le quinte, potere che gli derivava dalla sua corrente, la quale in Sicilia comandava, dice Brusca, con una percentuale del 30-40% dei voti, in Italia aveva un peso considerevole. Per esplicitare il senso di questa affermazione concernente l'esercizio del potere dietro le quinte di Andreotti, Brusca ha fatto alcuni esempi tratti dalla sua personale esperienza. Così, ad Altofonte vi era un sindaco che in realtà prendeva ordini da un altro politico, il quale non rivestiva cariche formali ed era contiguo a Cosa Nostra.
Quando Cosa Nostra voleva ottenere dei favori, non si rivolgeva al sindaco, ma al politico che esercitava potere sul sindaco. Così avveniva anche in altri casi, con altri soggetti che al di là delle loro cariche formali erano diretti da persone che agivano dietro le quinte. Andreotti quindi per Cosa Nostra era colui al quale ci si rivolgeva non perché facesse uso dei suoi poteri istituzionali di ministro, da persone che agivano dietro le quinte. Andreotti quindi per Cosa Nostra era colui al quale ci si rivolgeva non perché facesse uso dei suoi poteri istituzionali di ministro o di presidente del Consiglio a favore dell'organizzazione, ma perché dietro le quinte, espressione di Brusca, adoperasse il suo potere politico personale ed extra istituzionale di capo corrente per muovere nell'interesse dell'organizzazione le giuste leve. Brusca ha poi spiegato che il contributo che Cosa Nostra aveva dato alla crescita della corrente andreottiana in Sicilia si era esplicato in vari modi, non solo con il sostegno massiccio dei candidati andreottiani in occasione delle elezioni, ma anche con l'uso della violenza, dell'intimidazione e dell'omicidio per sbaragliare ed eliminare soggetti politici antagonisti al potere andreottiano. Così, ad esempio, l'omicidio dell'onorevole Piersanti Mattarella, ha detto, aveva spianato la strada alla elezione dell'andreottiano Mario D'Acquisto alla presidenza della regione siciliana. Brusca ha poi riferito come Riina e Provenzano fossero stati costretti più volte a intervenire su Ciancimino perché non ostacolasse la corrente andreottiana e trovasse un accordo con Lima, eliminando i loro antagonismi personali che potevano compromettere gli interessi superiori dell'organizzazione. In altre occasioni Riina era dovuta intervenire per la soluzione di problemi che riguardavano la corrente andreottiana. I commenti di Riina erano che egli era costretto a intervenire di volta in volta mobilitando l'organizzazione per la soluzione di tali problemi politici. E poi Salvo si prendevano il merito con Lima ed Andreotti. Cito soltanto alcuni passaggi essenziali. Udienza del 29 luglio 97. Pubblico Ministero dice: altro chiarimento. Parlando dell'incontro avuto con Nino Salvo, nel corso del quale Nino Salvo le dà un messaggio proveniente dall'onorevole Andreotti da riferire a Riina. Sì. Lei sa che carica rivestiva in quel momento Andreotti? Brusca. Non lo so che carica rivestiva, ma credo che abbia poca importanza. Allora il pubblico ministero dice: ma che vuol dire poca importanza? Brusca: ma guardi, per quelle che sono le mie esperienze, a volte, anche se non aveva cioè la figura di carica, però dietro le quinte quello che gestiva o manovrava o dava ordine era Andreotti. Allora il pubblico ministero dice: vuole per piacere rispondere nuovamente alla domanda che l'ho posto prima in termini più espliciti? E allora, cioè, faccia capire meglio che cosa intende questo potere dietro le quinte. E qui Brusca fa quell'esempio del sindaco e gli altri che vi ho detto, e poi a un certo punto, dopo aver fatto questi esempi, dice: ma quello che comandava era un politico e anche noi per quello che ci serviva, cioè faceva e sfaceva tutto quello che noi dicevamo al sindaco di poter fare. Quindi, attaccandosi a questo esempio, dice: quindi questo era il mio senso di dire. Sì, anche se l'onorevole Andreotti non aveva la carica formale, però poi quello che comandava dietro le quinte era quello che realmente aveva la forza, perché la corrente andreottiana in Sicilia a livello nazionale aveva il 30-40% dei voti, 35%, cioè aveva una forza abbastanza notevole. Nella Sicilia chi comandava era l'onorevole Andreotti. All'udienza del 29-30 luglio 97, Giovanni Brusca, in un altro contesto discorsivo concernente le motivazioni dell'omicidio dell'onorevole Lima, ha riferito che dopo che nel gennaio del 1991 la Cassazione aveva confermato la sentenza del maxi processo, Cosa Nostra aveva deciso di punire Andreotti per non aver mantenuto il suo impegno di far annullare il processo, colpendo quello che era il suo punto di forza in Sicilia, la corrente andreottiana. Riina, parlando con lui, aveva fatto varie valutazioni sugli effetti che sarebbero conseguiti da quell'omicidio. In primo luogo, si sarebbe impedito che Lima, quale capocorrente, potesse impegnarsi nella campagna elettorale per le elezioni nazionali dell'aprile del 92, determinando così un oggettivo danno alla corrente. A tal fine si era anche programmato di uccidere altri esponenti della corrente, come ad esempio Purpura, che si fossero mostrati in grado di prendere il posto di Lima nella futura direzione regionale della corrente. In secondo luogo, lo sbaragliamento della corrente andreottiana avrebbe decurtato il numero dei candidati di tale corrente eletti in Parlamento,
diminuendo la forza di manovra di Andreotti per le elezioni a Presidente della Repubblica. Questo è sempre Brusca che parla. Tuttavia, poiché tale fattore non sarebbe stato determinante per impedire le elezioni di Andreotti, si era fatto in modo da eseguire la strage di Capaci, programmata autonomamente per altri motivi, in tempo utile per poter, virgolette, cogliere due piccioni con una fava, e cioè uccidere Falcone, avversario storico di Cosa Nostra, e nel contempo impedire le elezioni di Andreotti. Brusca ha spiegato che le votazioni in Parlamento per l'elezione del Presidente della Repubblica erano state laboriose e diverse votazioni erano andate a vuoto. Era stato previsto che la strage di Capaci avrebbe compromesso la possibilità di Andreotti di essere eletto perché quel fatto dirompente avrebbe reso improponibile la sua candidatura, tenuto conto dell'inevitabile riesplodere di tutte le voci sui rapporti tra Andreotti e la mafia già emerse dopo l'omicidio di Lima. Ed infatti, ha dichiarato Brusca, era accaduto esattamente quanto era stato previsto, in quanto dopo la strage di Capaci il Parlamento aveva rotto gli indugi ed aveva eletto l'onorevole Scalfaro. Alcuni brevissimi passaggi, udienza il 29 luglio 97, questo omicidio era inquadrato sia per dare una lezione all'onorevole Andreotti, cioè per dire come abbiamo fatto nel passato, cioè di uccidere altre persone per dare forza al tuo partito, ora ti distruggiamo diversamente. Perché se gli avessimo tolto solo i voti, quindi non votare per la Democrazia Cristiana, noi non saremmo riusciti a togliergli quella forza che lui aveva. Perché i voti di mafia non erano solo, cioè i voti della Democrazia Cristiana non erano solo voti di mafia, c'erano voti di tante altre persone che facevano politica, più i voti di mafia. Quindi se noi avremmo tolto solo i voti di mafia non avremmo ottenuto quel risultato che volevamo. Quindi indebolire la corrente andreottiana in Sicilia. Quindi cominciando ad uccidere l'onorevole Lima per toglierci questa forza e cominciarla a indebolire, perché si dovevano svolgere la premura di uccidere Lima, perché se c'erano le elezioni nazionali, siccome c'era in previsione la campagna elettorale, e quindi la campagna elettorale era perché poi si doveva votare per dare forza all'onorevole Andreotti, quindi corrente limiana andreottiana. Quindi si ucciso l'onorevole Lima per non farli impegnare nella campagna elettorale che si stava svolgendo in Sicilia per le nazionali. Allora il Presidente chiede: questo gliel'ha detto Riina oppure sono sue valutazioni? No, ne abbiamo parlato con Salvatore Riina, cioè per chiudere tutto un vecchio conto, ma l'urgenza di ucciderlo in quel momento era perché c'era la campagna elettorale, di impedirgli all'onorevole Lima si impegnasse alla campagna elettorale per ridimensionare la forza dell'onorevole Andreotti. Le esatte parole di Riina era: siccome si vociferava che quando si sarebbero concluse queste elezioni nazionali c'era l'onorevole Andreotti, o perlomeno aspirava a diventare il Presidente della Repubblica, quindi cercava in tutti i modi e in tutte le maniere di poter ostacolare questa sua elezione al Presidente della Repubblica, cominciando con l'omicidio Lima e poi man mano tutto quello che veniva appresso, per dare una lezione all'onorevole Andreotti. Il pubblico ministero dice: vuole essere più chiaro perché Riina voleva colpire l'onorevole Andreotti attraverso l'omicidio di Lima. Brusca: Riina voleva colpire l'onorevole Andreotti sia perché non si era interessato per il macroprocesso, per quello che diceva Riina, e poi più avanti diceva che voleva farlo soffrire, che voleva impedirgli di diventare Presidente della Repubblica. Ancora più avanti, pubblico ministero, fra i progetti finalizzati a indebolire o colpire Andreotti, lei risulta che Riina pensò di uccidere altri esponenti della corrente andreottiana? Se dopo l'uccisione di Lima l'altro successore poteva essere Purpura, se costui avrebbe continuato l'attività di Salvo Lima, avremmo ucciso anche l'onorevole Purpura, avremmo ucciso tutti quelli che sarebbero venuti. Avremmo ucciso anche l'onorevole Purpura per colpire indirettamente l'onorevole Andreotti, cioè avremmo indebolito in questa maniera, cioè uccidendo le persone, la corrente andreottiana in Sicilia. Quindi Brusca continuamente usa questa espressione, la corrente. Poi più avanti, per quelle che sono le mie conoscenze, la corrente andreottiana in Sicilia aveva una buona forza, si parlava del 30-40% di voti dentro la sua corrente, non nazionale, dentro la sua corrente. Quindi aveva un certo valore siciliano la sua corrente andreottiana in campo nazionale. Quindi, siccome la Sicilia era un punto di forza dell'onorevole Andreotti, noi avevamo trovato lo stratagemma di eliminare tutti gli esponenti politici che avrebbero portato a termine la corrente andreottiana. Ancora più avanti, ho finito, perché parlando io e Salvatore Riina, valutando un pochettino il momento e per i precedenti fatti che gli venivano addossati, in particolar modo l'onorevole Lima di mafiosità e i contatti con esponenti di Cosa Nostra, in particolar modo con i Salvo, cioè queste riflessioni ricadevano sulle spalle dell'onorevole senatore a vita, l'onorevole Andreotti,
questo dopo l'omicidio di Lima. E allora l'avvocato Coppi dice: ma io sto parlando dell'uccisione di Falcone, non di quella di Lima. E Brusca risponde: perché prima ostacolando, cioè con l'uccisione di Lima, e quindi dopodiché, siccome si parlava un po', non ricordo sui giornali, ma parlando io e Riina, per dire che lui aspira a diventare Presidente della Repubblica, ma sicuramente per effetto negativo, se succede questo fatto, cioè la strage di Capaci, il Presidente della Repubblica non glielo dovrebbero fare più, almeno noi prospettavamo e pensavamo che ci potesse succedere questo, e più avanti noi ci siamo arrivati, per effetto speravamo che aveva questo risultato, che è il risultato che poi abbiamo ottenuto. Sempre in ordine a questo progetto di ostacolare Andreotti Presidente della Repubblica, ricordiamo anche Mutolo, che all'udienza del 30 maggio 96 dice: Mutolo, allora qual è il concetto? Dice: ma uccidendo l'onorevole Lima c'era un doppio scopo, e cioè far capire all'onorevole Andreotti che le cose erano radicalmente cambiate, è logico. Oppure si è voluto colpire in qualche senso perché si parlava che in quel momento l'unico desiderio che poteva avere l'onorevole Andreotti, dopo aver avuto molti incarichi al governo, poteva essere la sfidazione di diventare Presidente dello Stato italiano, Presidente della Repubblica. Quindi, già anticipando l'omicidio dell'onorevole Lima, si toccava, diciamo, un personaggio importante, insomma, molto legato all'onorevole Andreotti, e da lì, insomma, l'onorevole Andreotti capire che tutte quelle promesse che sono state fatte erano mantenute, avevano certamente una ripercussione per come si sono avuti. A dimostrazione del fatto che a Cosa Nostra interessava solo, virgolette, il potere dietro le quinte di Andreotti e non quello connesso alle sue funzioni di ministro o di Presidente del Consiglio, va ricordato che all'udienza del 30 luglio 97 Brusca ha puntualizzato che mai Riina lo aveva incaricato di far pervenire Andreotti tramite Ignazio Salvo lamentele quando venivano emanati provvedimenti di legge contro Cosa Nostra. Nel periodo antecedente alla sentenza della Cassazione del gennaio 92, l'unico obiettivo di Riina e di Cosa Nostra era che Andreotti facesse ottenere all'organizzazione l'annullamento del maxiprocesso. Testualmente dice che lo Stato facesse 1 o 10 leggi contro Cosa Nostra non interessava. E poi, anche se Riina a volte esprimeva la propria insofferenza in occasione delle emanazioni di alcune leggi: io andavo per conto di Salvatore Riina per intervenire sulla Corte. Se poi lo Stato avrebbe fatto 1, 3, 5, 10 leggi non interessava a nessuno, dice Brusca. Solo dopo il gennaio del 92 si era scatenata la reazione nei confronti di Andreotti anche per i provvedimenti di legge emanati in precedenza. E del resto nessuno dei collaboratori di giustizia sentiti in questo dibattimento ha mai fatto riferimento a interventi esplicati da Andreotti avvalendosi delle sue cariche istituzionali. Sin qui le dichiarazioni di Giovanni Brusca, che si è limitato a riferire quanto aveva appreso da Riina, il quale ha aggiunto non gli aveva mai detto che aveva intenzione di uccidere Andreotti, a differenza di Martelli, ma che invece voleva farlo soffrire. Brusca non ha saputo spiegare perché Riina non volesse uccidere Andreotti, ma solo farlo soffrire. Detto questo, vi è una considerazione da fare che si lega direttamente alle dichiarazioni di Brusca sul rilievo della corrente per Andreotti. L'eventuale elezione di Andreotti alla Presidenza della Repubblica avrebbe reso inutile l'esistenza stessa della sua corrente, che anzi avrebbe dovuto sciogliersi, in quanto il Presidente della Repubblica, come è evidente, non può avere una propria corrente. Se Andreotti fosse stato eletto, Cosa Nostra non avrebbe più potuto consumare, quindi, la sua vendetta, in quanto la disgregazione della corrente andreottiana a seguito dell'omicidio Lima e di eventuali altri che avessero preso il suo posto avrebbe solo proceduto di poco il fisiologico scioglimento della corrente, della quale Andreotti non avrebbe avuto più alcun bisogno, avendo conquistato una carica istituzionale che non solo era incompatibile con l'esistenza di una corrente, ma che gli avrebbe conferito un ruolo di potere assolutamente disancorato dai futuri equilibri interni al Partito della Democrazia Cristiana e lo avrebbe reso indifferente alla vendetta di Cosa Nostra risoltasi nel distruggere il punto di forza della corrente costituito dalla componente siciliana. L'obiettivo di Cosa Nostra di impedire quindi l'elezione a quella carica di Andreotti non era finalizzata solo a frustrare l'ambizione personale e politica di Andreotti, ma soprattutto, con lucida diagnosi politica, a rendere possibile concretamente la compromissione del suo potere personale, facendo sì che restasse anche per il futuro saldamente ancorato alla corrente,
quella corrente che Cosa Nostra aveva iniziato a distruggere, minando così nei suoi disegni quello che Brusca ha definito la forza che Andreotti esercitava dietro le quinte, la forza che Cosa Nostra aveva contribuito a costruire nel tempo. Questo è il passaggio importante. A che serviva la corrente se veniva eletto Presidente della Repubblica? Era chiuso, era una storia del passato, potevano ucciderli tutti gli esponenti della corrente, ormai Andreotti avrebbe avuto una carica che lo emancipava, il suo potere dalla presenza di una corrente. Giovanni Brusca ha poi riferito una serie di episodi che dimostrano nel loro insieme come la corrente andreottiana fosse divenuta una struttura di servizio di Cosa Nostra per l'ordinaria amministrazione, per tutti i problemi cioè che potevano trovare soluzione in sede locale, mentre per i problemi che richiedevano un intervento di vertice ci si rivolgeva direttamente a Andreotti. In tutti questi casi, per i problemi locali, Cosa Nostra si rivolgeva a Lima, che quale capo corrente regionale aveva il potere ed il compito di girare poi le richieste dell'organizzazione agli uomini della corrente inseriti nei vari punti del circuito istituzionale e politico, a seconda della natura dell'intervento che doveva essere esplicato. Testualmente Giovanni Brusca: la persona forte era sempre Lima, quello che dava indicazioni come poter dare un certo tipo di problema. A volte Cosa Nostra si rivolgeva ai Salvo, i quali, sempre per le necessità locali, attivavano Lima, che metteva in moto la macchina correntizia. Brusca ha fornito esempi concreti che spaziano in più diversi campi: finanziamenti a cooperative gestite da mafiosi, finanziamenti per appalti pubblici, miliardari, interventi in materia di edilizia urbanistica, assunzioni in vari enti, erogazioni di prestiti bancari, aggiustamenti di processi. Conclusivamente, dopo aver fatto tutti questi esempi, che non riportiamo, Brusca ha dichiarato testualmente: si rivolgevano gli uomini d'onore agli uomini politici della corrente andreottiana, quelli che avevano la forza in Sicilia, cioè che avevano l'appoggio, come si suol dire, per corrente politica, che poi automaticamente facevano capo all'onorevole Andreotti. Quindi la forza era, anche se non c'era l'onorevole Andreotti in Sicilia, però bene o male comandava lui, cioè tutto quello che si muoveva in Sicilia, che lui poteva riuscire, non è che comandava su tutto e per tutto, però in linea di massima, cioè il capo, i politici che gestivano questo potere in Sicilia si muovevano tranquillamente. Però in linea di massima, cioè il capo esponente, il capo corrente, era sempre l'onorevole Andreotti. Nella sua rozzezza di linguaggio, nella sua semplicità, Brusca ha dipinto questa struttura gerarchica della corrente andreottiana e la sua natura di struttura di servizio per Cosa Nostra. Abbiamo fatto riferimento alle dichiarazioni di Giovanni Brusca solo perché hanno il pregio di riepilogare in forma sintetica e chiara quanto sullo stesso argomento hanno riferito negli stessi termini, a volte in modo più frammentario e disordinato, tutti i collaboratori. Solo per questo abbiamo citato Brusca, perché ha fatto una sintesi, altrimenti avremmo dovuto cucire insieme tutti questi pezzettini. Lui fa una sintesi che dice in modo ordinato quello che tutti gli altri dicono in modo più frammentario. Tutti infatti hanno riferito che Cosa Nostra, in occasione delle competizioni elettorali, si mobilitava per i candidati alla corrente andreottiana fornendo concreti esempi. Hanno spiegato come questa mobilitazione fosse finalizzata ad avere in cambio le coperture, gli appoggi, gli interventi che servivano all'organizzazione mafiosa nei più diversi campi, ed hanno riferito altresì episodi specifici dei favori ricevuti, indicando i numerosi esponenti andreottiani che avevano rapporti con Cosa Nostra, alcuni dei quali erano pure uomini d'onore e ricoprivano cariche di partito. Il processo è disseminato di una miriade di questi episodi che nel loro insieme consentono di ricostruire un quadro impressionante dell'inestricabile intreccio tra la mafia e la corrente andreottiana in Sicilia e Andreotti. Evitiamo ripetizioni e quindi rimandiamo a tutto quello che è stato detto nei capitoli precedenti. Vale la pena tuttavia ricordare in questo capitolo solo alcuni episodi che non hanno trovato spazio nei precedenti capitoli e che appaiono emblematici della profonda interazione tra la corrente andreottiana e Cosa Nostra. Il primo è la ripartizione tra Cosa Nostra e la corrente andreottiana delle tangenti derivanti dalla comune gestione illecita degli appalti pubblici banditi dalla provincia di Palermo. Andrio Isino, il quale dalla metà degli anni '80 è stato l'uomo a cui Cosa Nostra ha delegato il compito di fare da cerniera nel settore dell'illecito controllo dei pubblici appalti,
tra l'organizzazione mafiosa, il mondo politico e quella imprenditoriale, ha riferito che l'ente provincia rientrava nella quota di potere della corrente andreottiana a Palermo, sicché Lima gestiva in modo monopolistico, unitamente a Cosa Nostra, l'illecita assegnazione degli appalti della provincia, dando direttive al presidente di quell'ente, l'andreottiano Domenico Di Benedetto, il quale, pur sapendo che dietro quegli appalti vi era Cosa Nostra, era all'oscuro degli accordi interni sottostanti. Nel corso degli anni il Sino, per conto di Lima e di Cosa Nostra, aveva gestito tangenti per circa 30 miliardi, il cui importo veniva così ripartito: 2% a Cosa Nostra, 2% alla corrente andreottiana, lo 0,50% alla Commissione Provinciale di Controllo. Lima diceva che la provincia era sua, virgolette, questa qui non me la deve toccare nessuno. Quando Cosa Nostra aveva manifestato l'intenzione di revocare a Sino la delega a occuparsi degli appalti della provincia, Lima si era opposto. A un certo punto, poiché le pretese dell'organizzazione si facevano sempre più esose, Lima si era trovato nella condizione di nascondere parte degli introiti, formulando un accordo segreto con Sino. All'udienza del 29 luglio 1997 Giovanni Brusca ha pure riferito che lui e Sino gestivano per conto di Cosa Nostra gli appalti della provincia di Palermo, il cui presidente era l'andreottiano Di Benedetto. Si ha qui un primo esempio di perfetta interazione tra Cosa Nostra e corrente andreottiana, con questa ripartizione di percentuale 2% e 2%. Entrambe traggono le fonti di finanziamento da attività illecite poste in essere di comune accordo. È importante sottolineare che Giovanni Brusca ha dichiarato che la quota delle tangenti di pertinenza di Cosa Nostra veniva poi utilizzata per acquistare armi e per tutte le altre necessità dell'organizzazione. Ha detto all'udienza del 29 luglio 1997, sì, c'è una parte ai politici, una parte a me, Angelo Sino, ed una parte li consegnava a Salvatore Rina, a mio padre, che poi con questi soldi noi compravamo le armi, li davamo a chi di bisogno, cioè tutta l'attività per Cosa Nostra, quali erano i bisogni di quel momento. Non si trattava quindi solo di arricchimenti personali, ma del finanziamento delle due strutture di potere, Cosa Nostra e la corrente andreottiana siciliana. Ma ancora più rilevante è il fatto che in questo meccanismo, che asserviva le istituzioni pubbliche alle finalità di potere della corrente andreottiana e di Cosa Nostra, si innestava il ricorso alla violenza e alla intimidazione mafiosa ogni volta che la corrente andreottiana si scontrava con esponenti di altre correnti, pure inserite nel sistema di illecita conduzione degli appalti pubblici, correnti che rivendicavano la parte di loro competenza o frapponevano ostacoli. Partendo dagli appalti della provincia, Cosa Nostra si era infatti poi inserita tramite il Sino nel sistema di controllo dei più importanti appalti pubblici, tra questi gli appalti per centinaia di miliardi gestiti dalla SIRAP, ente regionale. La vicenda SIRAP è stata ricostruita in base alle dichiarazioni rese da Angelo Sino, da Giovanni Brusca, da Leonardo Messina. Tali dichiarazioni sono state pienamente riscontrate grazie alle trascrizioni acquisite al fascicolo di questo dibattimento di conversazioni telefoniche dell'onorevole Lima con un dirigente della SIRAP e alle risultanze obiettive che emergono dalla sentenza divenuta definitiva e acquisita al fascicolo di questo dibattimento del 2/3/94 del Tribunale di Palermo, emessa nel processo a carico di Sino, Farinella Cataldo e altri per reato di cui all'articolo 416 bis, concernente anche l'illecito pilotaggio degli appalti SIRAP da parte di Cosa Nostra. Tramite l'onorevole Lima, Cosa Nostra aveva ottenuto l'aggiudicazione di vari appalti per centinaia di miliardi ad imprese indicate dall'organizzazione, di alcune delle quali erano titolari imprenditori collegati sia a Lima che a Cosa Nostra, come per esempio Cataldo Farinella ed Angelo Sino. Tra questi, l'appalto dei lavori di completamento infrastrutturale dell'area mista della Madannuzza in Petralia Soprana, per l'importo di circa 26 miliardi, aggiudicato alle imprese Angelo Sino e Cataldo Farinella. Lima faceva sapere a Giovanni Brusca le vie da seguire e gli ostacoli da rimuovere. Così a un certo punto Lima aveva indicato un ostacolo nel presidente della regione, l'onorevole Rino Nicolosi, esponente di una diversa corrente, il quale frapponeva difficoltà in quanto interessato a favorire gruppi imprenditoriali vicini alla propria corrente. Sulla base di questa precisa indicazione di Lima, Giovanni Brusca aveva fatto pervenire all'onorevole Nicolosi il messaggio che, virgolette, gli avrebbe rotto le corna, cioè l'avrebbe ucciso, se avesse continuato a frapporre ostacoli. Giovanni Brusca ha chiarito che se Nicolosi fosse stato un esponente della corrente andreottiana,
egli non avrebbe avuto alcuna necessità di minacciarlo di morte e Lima non gli avrebbe dato quell'indicazione. Leggo solo questo passo testuale, che mi pare molto importante, perché l'avvocato Coppi gli chiede: ma Nicolosi era andreottiano? Brusca: mi scusi, lei mi anticipa. Io già le stavo rispondendo. Quando fu Nicolosi, se apparteneva alla stessa corrente andreottiana, io non avrei adoperato, cioè mandargli il sistema, cioè minacce di morte, e non sarebbe stato che Lima mi avrebbe dato indicazioni. Anche questo. Sì, sì. 10 minuti. Stavo dicendo che in un momento in cui si erano verificati degli ostacoli in questo sistema di illecita ripartizione degli appalti SIRAP frapposti all'onorevole Nicolosi, Lima aveva indicato appunto Brusca e Nicolosi come ostacolo e Giovanni Brusca era intervenuto minacciando Nicolosi, rimuovendo il problema. Anche questo è un esempio palese di perfetta interazione politico-mafiosa. La risorsa strategica della violenza mafiosa viene utilizzata dal vertice regionale della corrente andreottiana come strumento dissuasivo nei confronti dei concorrenti politici nell'accaparramento illecito delle risorse pubbliche a favore della sua corrente di Cosa Nostra. Nel momento in cui c'è una competizione con un esponente di un'altra corrente, la corrente andreottiana ha una marcia in più rispetto all'altra corrente, che è la violenza mafiosa. Come si risolve un problema di ripartizione di illeciti assegnazione di appalti tra due correnti? Normalmente si risolve attraverso rapporti politici. In Sicilia la corrente andreottiana, in alcuni casi come questi, li risolveva innestando la marcia della violenza mafiosa. Giovanni Brusca interviene, minaccia Nicolosi che si tira indietro e via. Poi gli appalti si ripartiscono, parte corrente andreottiana e parte Cosa Nostra. Ecco l'interazione. Androsino ha riferito poi una circostanza che dimostra come Andreotti fosse al corrente di questo sistema di gestione della sua corrente in Sicilia. Ha infatti riferito Sino che Andreotti si era lamentato con Lima, il quale a sua volta aveva rimproverato il Sino per il fatto che era stata esercitata una intimidazione mafiosa nei confronti dell'impresa facente capo a Catti De Gasperi, imprenditore romano che era stato segnalato ad Andreotti da una importante personalità. Leggo un passo. Coppi dice: d'accordo, senta, comunque questa raccomandazione che Lima aveva ricevuto dal senatore Andreotti, in quale termine le è stata rappresentata da Lima? Che cosa chiedeva? Sì, non mi rimproverò prima in maniera forte per essermela presa con Catti De Gasperi. Catti De Gasperi, che io ci ho detto che non me l'era affatto presa con Catti De Gasperi per una questione riguardante un lavoro SIRAP, eccetera, eccetera. L'episodio della intimidazione all'impresa Tor di Valle dell'imprenditore Catti De Gasperi è stato analiticamente ricostruito nella sentenza acquisita al fascicolo del Tribunale. Come risulta da quella sentenza, i dirigenti della Tor di Valle furono intimiditi dal Sino perché Catti De Gasperi aveva impugnato dinanzi al giudice amministrativo l'aggiudicazione dell'appalto SIRAP per i lavori a Petralia Soprana, la Madonnuzza, al gruppo di imprese facenti capo allo stesso Sino e Cataldo Farinella. È stata acquisita al fascicolo del dibattimento, già in origine, la trascrizione della telefonata intercorsa in data 7 aprile 1990 alle ore 11 tra Salvo Lima e l'ingegnere Ciaravino, dirigente della SIRAP, indicato da Giovanni Brusca come l'uomo di Lima alla SIRAP. Nel corso di questa conversazione Lima segnalava a Ciaravino l'imprenditore Farinella proprio per i lavori relativi all'appalto di Petralia Soprana Madonnuzza, indicandolo come un suo amico. La circostanza riscontra le concordanti dichiarazioni di Giovanni Brusca e di Sino sul fatto che quell'appalto, del quale avevano seguito tutte le più interne vicende
raccordandosi con Lima, era stato aggiudicato a Farinella, imprenditore in rapporti con vari uomini d'onore, come hanno riferito vari collaboratori, grazie all'intervento di Lima. Ora è evidente che Andreotti non avrebbe avuto alcun motivo di fare le sue rimostranze a Lima per il trattamento riservato a Catti De Gasperi, persona segnalatagli da un'importante personalità, perché Lima se ne facesse a sua volta latore con coloro che avevano intimidito l'imprenditore romano, se egli, Andreotti, non fosse stato pienamente consapevole di quanto era sottostante a quelle vicende. Solo chi come Andreotti era consapevole del nesso tra Lima, gli appalti SIRAP e Cosa Nostra, che sono tre entità tra le quali non dovrebbe esserci nessun nesso. Cosa c'entra Lima, eurodeputato, con gli appalti della SIRAP, ente regionale, con Cosa Nostra? Chi riesce a stabilire il nesso tra queste tre entità, appalti SIRAP, Lima e Cosa Nostra, evidentemente è a conoscenza di un rapporto di cui altri non possono essere a conoscenza, e ne è a conoscenza perché conosce come funziona il sistema. Appunto, solo chi come Andreotti era consapevole del nesso tra Lima e gli appalti SIRAP e Cosa Nostra poteva, avvalendosi della propria posizione di sovraordinazione gerarchica all'interno della corrente, rivolgersi a Lima perché intervenisse per risolvere il problema. Quindi non solo lo sa, ma intanto può parlare a Lima in che veste, in quanto è sovraordinato gerarchicamente a Lima nella corrente. Quindi c'è un doppio rapporto. Il rapporto che c'è tra un eurodeputato, quello è Lima, e Andreotti, Presidente del Consiglio, non è un rapporto che sta scritto nei libri manuali di diritto pubblico, non è un rapporto che è scritto nella Costituzione formale, è scritto nella Costituzione materiale, nei rapporti di corrente. A noi diciamo che questa è una realtà, oppure non si capisce niente di questo processo. Si tratta di un caso per versi analogo a quello che era accaduto in precedenza in occasione della estorsione in Calabria all'imprenditore Nardini. In quel caso Andreotti si era rivolto a Stefano Bontade perché intervenisse sull'Ndrangheta Piromalli per far cessare l'estorsione Nardini. In questo caso Andreotti si rivolge a Lima per aggiustare questo problema delle pressioni e delle intimidazioni che venivano fatte su Catti De Gasperi, che era una persona che gli era stata segnalata da una persona importante. Un altro esempio dimostrativo dell'asservimento della corrente andreottiana agli interessi e alle diverse esigenze dell'organizzazione criminale Cosa Nostra è quello rievocato in udienza dal collaboratore Leonardo Messina relativo, abbiamo fatto cenno, agli appalti assegnati alla cooperativa La Pietrina, che è stato ampiamente riscontrato anche questo da intercettazioni telefoniche. Il collaboratore di giustizia ha raccontato di avere conosciuto appunto l'avvocato Raffaele Bevilacqua, di cui abbiamo parlato, nel periodo in cui lavorava nella miniera Pasquasia. Vi erano lavori appaltati alla cooperativa La Pietrina. Presso la miniera Pasquasia, ha raccontato il Messina, gli appalti venivano affidati anche ad altre ditte gestite o comunque controllate da uomini d'onore, come quelle dei De Cataldo. Era accaduto però che nella ripartizione delle commesse dei lavori minerari la cooperativa La Pietrina stava per essere estromessa per favorire l'assegnazione di appalti ad un'altra azienda controllata da un parente dell'onorevole Sciangula. A questo punto Messina si era attivato affinché la cooperativa ottenesse nuovamente le commesse di lavori. In quel frangente l'avvocato Bevilacqua gli aveva detto di aver parlato del problema a Salvo Lima, il quale attraverso Salvatore Morgante avrebbe sistemato tutto. Ed in effetti, ha ricordato il Messina, tutto era nuovamente ripreso a funzionare. La cooperativa La Pietrina aveva riottenuto i suoi lavori in appalto, anche se le funzioni di caposervizio erano state affidate ad una persona nuova, che Messina ricorda essere imparentata con il capomafia Giuseppe Madonia. Interessanti sono la deposizione dell'ispettrice Brigida Mangiaracina della DIA all'udienza del 26/3/97, in cui ha parlato proprio di Morgante, delle indagini della Guardia di Finanza a carico dell'avvocato Morgante e delle indagini che portarono alla conclusione testualmente che molte delle forniture, ad esempio quelle per la cooperativa Pietrina, erano delle forniture in parti inesistenti. È emerso
leggo sempre testualmente Mangiaracina, nel corso sempre di quell'indagine che sono stati verificati dei rapporti tra l'avvocato Morcante Francesco con l'onorevole Lima Salvatore per il tramite dell'avvocato Raffaele Beilacqua, andreottiano di Barafranca, e poi continua più avanti. Dunque il ruolo dell'avvocato Raffaele Bevilacqua, anch'egli nella duplice veste di uomo politico andreottiano e di potente capomafia, era quello di procurare vantaggi e favori a se stesso e agli altri suoi coaffiliati mafiosi, utilizzando gli uomini, i canali e gli strumenti messi a disposizione dal vertice regionale della corrente. Ecco come funziona. C'è un problema, ci si rivolge al vertice regionale, il vertice regionale attiva le articolazioni della corrente in modo da dare risposta a quelle esigenze. Ecco la struttura di servizio. Non è un favore ad personam, non si sfilaccia sul binario dei rapporti personali, c'è una struttura che funziona, che interseca trasversalmente i vari settori del circuito istituzionale che di volta in volta bisogna attivare, una banca, una regione, un comune, un'assunzione. Come si fa a essere presenti in questi diversi posti? Si fa se le articolazioni della corrente occupano dei ruoli nevralgici in questi diversi punti dell'istituzione. Abbiamo la provincia, la provincia, dice Lima, è mia, nessuno me la tocca, e via. Tutti i problemi che riguardano la provincia si risolvono, come dice Giovanni Brusca per fare un esempio, perché l'andreottiano di Benedetto, in realtà anche se presidente della provincia, risponde a chi? Al suo vertice gerarchico, che è Lima, il quale a sua volta risponde a chi? Al suo vertice nazionale, che è Andreotti. Ecco la struttura piramidale della corrente, ecco la struttura di servizio di Cosa Nostra, ecco l'investimento di Cosa Nostra, che non è l'investimento sulla persona, su Lima. Non siamo più ai tempi dei notabili dell'anteguerra. Esistono delle macchine organizzative, che sono le correnti. Il potere individuale esiste in quanto è radicato in una struttura collettiva che si alimenta di tante persone che sono legate tra di loro da questo vincolo e che sono legate a loro volta da un vincolo di subordinazione gerarchica all'interno della corrente. Mutatis mutandis è la stessa cosa. Cosa Nostra è così, cioè è la legge dell'organizzazione. C'è una struttura e un vertice. Ecco perché io ho detto che è vero da una parte che Cosa Nostra era a disposizione di Andreotti, ma è vero anche il contrario, che non Andreotti come persona, ma Andreotti come persona e come capo di una struttura era a disposizione di Cosa Nostra. Così che non è che Rina come persona fosse a disposizione di Andreotti. Chi era Rina come persona? Rina contava in quanto era il vertice di una struttura piramidale, quindi la richiesta fatta a Rina metteva in moto un'organizzazione come Cosa Nostra, per esempio in occasione delle competizioni elettorali, che si articolava su tutto il territorio. Io devo avere un rapporto con una persona, mica devo avere rapporti come singoli uomini d'onore. Lo stesso dall'altra parte. Non è che io devo avere il rapporto con Tizio, Caio, Sembronio, quello che sta alla provincia, quello che sta al comune, quello che sta all'AMAT e compagnia bella. Io ho un rapporto con una persona, il vertice nazionale e il vertice regionale, a secondo della natura del problema. I vertici nazionale o regionale poi a loro volta si rivolgono a chi si devono rivolgere. A volte ci sono delle interferenze, il caso Sirap. Io intervengo, d'amore e d'accordo col capocorrente regionale Sirap, nel caso dell'appalto Sirap, della Madonnuzza, e faccio un'intimidazione a Catto De Gasperi. Interviene a questo punto il capocorrente nazionale, dice alto, c'è un problema. Catto De Gasperi non bisogna intimidirlo. Il capocorrente regionale obbedisce, perché è subordinato gerarchicamente, e dà indicazione a Sino, l'espressione organica Cosa Nostra, di tornare indietro. Ecco l'interazione. Come funziona? Funziona in questo modo. Se noi pensiamo al rapporto personale con notabile, non abbiamo capito come funzionava questo rapporto. Non è che si chiama Andreotti, dice mi serve questa cosa, allora Andreotti ti fa avere la patente. No. Andreotti mobilita la corrente, ecco perché gli episodi specifici sono, ho detto, la declinazione, il momento di visibilità di questo rapporto. È chiaro che se io mi incontro con Stefano Bontate, con Badalamenti, con Rina e così via, io so che esiste una struttura. Cioè non mi sono incontrato con Pinco Pallino,
Così come dall'altra parte chi si incontra con Andreotti sa di incontrarsi con il capo di una struttura, così da quest'altra parte Andreotti chi si incontra con Riina, con Bodate, Badalamenti e questi personaggi sa che si sta incontrando con i capi di una struttura, non con delle singole persone, e che attraverso il rapporto con questi capi struttura è il rapporto con un'organizzazione. La soluzione del problema del maxi processo non è la soluzione che riguarda la condanna alla soluzione di Tizio e di Caio, di 2 persone, di 3 persone, è una soluzione che riguarda il destino di una organizzazione. Dall'altra parte, l'intervento degli uomini di onore per la corrente andreottiana non è che riguarda la sorte personale di Andreotti, perché Andreotti viene eletto nel Lazio, non c'è nessun rapporto, o Andreotti è senatore a vita, non c'è nessun rapporto. La mobilitazione è per la struttura della corrente andreottiana, perché nell'opinione di Cosa Nostra quella corrente, almeno in una certa fase storica all'inizio, è stata il volano della crescita di un potere che poi si è alimentato di altre fonti. Ecco l'interazione tra le strutture, ecco perché abbiamo detto che si tratta di 2 sottosistemi che hanno 2 vite autonome, separate, e che però in certi momenti interagiscono tra di loro come parti uniche di un grande sistema, con una ripartizione delle competenze. Quindi quando ci vuole una risorsa politica interviene la risorsa politica. Gli appalti, interviene la provincia che è monopolio della corrente andreottiana. Quando ci vuole la risorsa della violenza, non interviene più il presidente della provincia, interviene Brusca. Ecco la ripartizione funzionale delle competenze. A secondo del tipo di risorsa che bisogna investire, interviene l'uno o l'altro. Ecco perché, come dire, è una forma, potremmo dire, che ci ricorda in qualche modo il 513 bis, la concorrenza sleale effettuata con metodi mafiosi. C'è, diciamo, nella concorrenza politica tra gli imprenditori politici viene messa in campo questo mezzo sleale che è la violenza e l'intimidazione mafiosa, che falsa completamente il gioco democratico e che fa lievitare il potere di una corrente attraverso una risorsa che non è una risorsa che rientra nelle regole del gioco democratico, ma è la risorsa della violenza. E tutto questo passa attraverso la consapevolezza dei vertici. Certo, Andreotti può dire io non so chi è Bevilacqua, ma questo lo può dire un Andreotti che si autorappresenta come una persona che non ha mai incontrato Riina, che non ha mai incontrato Bontate, che non ha mai incontrato Badalamenti, che non ha mai incontrato Ignazio Salvo. Allora se noi ci poniamo in quest'ottica, e che ne so io chi era Bevilacqua, ma se noi ci poniamo nell'altra ottica, e cioè che io ho avuto rapporti organici con questa organizzazione dal 1969 e in poi, mi sono incontrato con i vertici, abbiamo contrattato nei momenti difficili, per esempio nell'87, quando tu mi volevi dare una lezione e quando Lina e Ignazio Salvo erano in pericolo, e ci siamo messi d'accordo. E poi abbiamo ricontrattato le nostre condizioni nel 1991, quando viene messo il decreto legge Martelli, Giovanni Brusca dice: chi ammazziamo, Lima o Mannino? E dice a Sino: non ti muovere per Andreotti. Dopodiché i vertici Cosa Nostra dice: si può fare. Quindi è stato ricontrattato e Bevilacqua si incontra con Andreotti, questo Andreotti, quello che conosce Riina, quello che ha conosciuto Bontate, quello che ha avuto rapporti con i vertici. Quindi Bevilacqua si presenta da Andreotti non come il pinco pallino della provincia di Enna, che è nessuno, si presenta come un capo struttura di questa struttura di Cosa Nostra, che si rivolge al capo di quella struttura di Cosa Nostra. E come vedremo nella cooperativa La Pietrina, nella competizione tra Sciangula, Andreottino di Agrigento, e Bevilacqua, Andreottino di Enna, Bevilacqua uomo d'onore, Sciangula no, Lima, capocorrente regionale, decide che gli appalti vanno a Bevilacqua, che è andreottiano e uomo d'onore, che viene privilegiato rispetto a Sciangula, che è andreottiano ma non è uomo d'onore. Ecco quindi come gira perfettamente questa macchina, come è perfettamente oleata. E quindi dicevamo, in questo caso Lima preferisce Bevilacqua a Sciangula. Anche questa vicenda è riscontrata dalle intercettazioni telefoniche di cui ho parlato poco fa, in particolare ce ne sono 3. Una è del 3 settembre 91. Liborio Miccichè chiama un'utenza, numero
0934 460085 della ICELC SRL Calcestruzzi con sede in Patria Persia. Chiama un numero intestato a Bevilacqua, all'avvocato Bevilacqua, amici che, e chiede all'avvocato Bevilacqua quale sia stato l'esito dell'incontro che egli avrebbe dovuto avere con Lima. Per Lima, risponde Bevilacqua testualmente, se ne parla la prossima settimana. Poi ancora, ce n'è un'altra, del 6 settembre 91, Liborio Micciche chiama, sempre dalla utenza della ICELC Calcestruzzi, Raffaele Bevilacqua e chiede all'avvocato Raffaele Bevilacqua se ha incontrato Lima in merito ai problemi e alle aspettative legate ai lavori da svolgere presso la miniera Pasquasia. La risposta di Bevilacqua è ancora interlocutoria perché egli non ha ancora incontrato Lima. Tuttavia l'avvocato rassicura il Micciche dicendo: la mia corrente è una corrente seria. Per leggervi a questo punto, se lo trovo. Ecco, a un certo punto dice Micciche, dice niente, ti chiamavo in questi giorni, ti ho chiamato, non mi ricordo, ieri o l'altro ieri, com'è finito quel discorso di quello là, di quella raccomandazione, per quella cortesia? Con questa corrente, insomma, è possibile che non si è potuto fare niente? Bevilacqua, ti dissi che probabilmente sarebbe venuto qua Lima, o io ci sarei andato, io non lo so. Non è che è Lima o Foti qualcuno, la corrente mia è una corrente seria. Tutto quello che noi possiamo fare lo facciamo. Vedete come Bevilacqua, uomo d'onore di Barafranca, si sente, è da una parte componente di una struttura, Cosa Nostra, ma dall'altra parte si sente componente di un'altra struttura, la corrente. Ecco questi uomini cerniera come Bevilacqua, come Francesco Mineo Andreottiano di Bagheria, componente del comitato provinciale, che sono un momento di sintesi, diciamo, all'interno del proprio vissuto individuale, del vissuto di queste due strutture, e che sono di polmone, di osmosi tra queste due strutture. A volte invece il rapporto è diverso, con Andreottiani che non sono uomini d'onore e che hanno rapporti costanti, permanenti con uomini d'onore, ma la natura del rapporto è sempre quello. E questo lo stesso avvocato Bevilacqua, che come abbiamo letto nell'intercettazione precedente, quando non viene letto se ne va direttamente da Andreotti. E questo è l'avvocato Bevilacqua a cui Lima fa avere 100 milioni che vengono fuori da quella gestione illecita degli appalti della provincia di Palermo, in esito alla quale il 2% va alla corrente andreottiana, il 2% a Cosa Nostra, lo 0,50% alla Commissione Provinciale di Controllo. Allora, quindi, gli appalti vengono gestiti in questo modo: Sino, Brusca, Lima, eccetera, eccetera. I soldi poi servono a Brusca per comprarsi le armi, a Lima per finanziare chi? L'avvocato Bevilacqua, uomo d'onore della corrente andreottiana. C'è un antagonista che si chiama l'onorevole Abate, che è esponente di un'altra corrente, ammazziamolo, intimidiamolo, se proprio ce l'ha fatta essere eletta, che dobbiamo fare? Però se lo ammazziamo, il primo dei non eletti subentra. Ecco come funziona. Questo è il rapporto, questo è lo spessore del rapporto, che non può frammentarsi, frantumarsi e sfilacciarsi in una sommatoria di episodi singoli che sono interrotti nel tempo. Questi episodi sono la punta di iceberg, il momento di visibilità di un rapporto organico, sottostante, che vive della complessità delle organizzazioni. Ci sono storie che sono storie individuali, di persone che hanno vissuti individuali, che sono le storie della maggior parte degli esseri umani, delle persone. Ci sono storie che sono vissuti di persone che sono organizzazioni viventi. La storia di Rina non è la storia di un malavitoso che ha avuto un'esperienza di rapine, di violenze, di omicidi, è la storia di un uomo che riassume dentro di sé 20 anni di storia collettiva di migliaia di uomini, di tutte le province, che ha attraversato guerre, che ha attraversato conflitti, che ha fatto una politica di Cosa Nostra. La storia di Rina è la storia dell'organizzazione. E la storia di Andreotti, a sua volta, è la sintesi di questa storia collettiva. E quando queste storie, simbolicamente riassunte in Andreotti e Rina, si incrociano, non è la storia di Rina che chiede a Andreotti qualcosa che riguarda lui, è la storia del rapporto tra due organizzazioni. Rina non sarebbe stato nessuno senza Cosa Nostra. Andreotti era diventato qualcuno, e lo vedremo domani, all'inizio, grazie all'esistenza di una corrente che in una Costituzione materiale, nella quale le sedi decisionali erano trasmigrate dal circuito istituzionale
all'interno dei partiti e poi all'interno dei partiti, all'interno delle correnti maggioranza, chi non aveva potere all'interno del partito era condannato a essere lentamente emarginato. E qui finisco. Quindi, perché tutto questo l'abbiamo detto? Abbiamo stabilito, ho voluto mettere questi puntini su lei, che la cerniera è il polmone del rapporto organico tra Cosa Nostra e Andreotti erano costituiti da un interscambio che traeva origine e passava attraverso il suo ruolo di vertice di Andreotti della corrente andreottiana. Allora, perché questo non resti un'affermazione teorica, siccome questo è un processo, dobbiamo esaminare, o lo diamo per scontato, ma questo è un processo e quindi per scontato non si può dare niente, giustamente, lo dobbiamo esaminare, le risultanze dibattimentali che dimostrano il ruolo e il peso esercitato dalle correnti all'interno del Partito della Democrazia Cristiana e sulle istituzioni. 1. Se stabiliamo questo primo passo, diciamo le testimonianze che abbiamo acquisito ci dicono che è vero, che effettivamente all'interno della Democrazia Cristiana c'è stata una fase storica in cui il potere si concentrava alle correnti ed è vero che queste correnti esercitavano il loro potere sulle istituzioni. Stabilito questo primo punto, vediamo se è vero quello che dice sinteticamente Brusca e che dicono in modo sfilacciato tutti gli altri, e cioè che quello che contava era il potere di Andreotti dietro le quinte, cioè se è vero che esisteva un potere diverso da quello di Presidente del Consiglio, diverso da quello di Ministro, che era il potere di capocorrente nazionale, qual era il contenuto di questo potere, se esisteva realmente, come veniva esercitato, come è cresciuto nel tempo, quale ruolo ha avuto questo potere nella costruzione della carriera e del potere personale di Andreotti. Questo argomento, Presidente, io vorrei intrattenermi domani perché sono un po' stanco. Chiesto l'udienza domani, 31 marzo 1999.